Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Per chi si fosse collegato solo ora, siamo già in onda, ma siamo già in onda dalle 9:15, dalle 9:15, diciamo in anticipo rispetto al nostro orario canonico delle 12. Ci stiamo avvicinando ormai alle 12 perché abbiamo raccontato nella prima parte di questa edizione straordinaria, che come sempre si conclude alle 14:30, il viaggio in treno tra Conegliano e Belluno lungo la nuova linea elettrificata tra Conegliano e Belluno, il viaggio del governatore Zaia, dell'assessore regionale De Berti, dei vertici di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, del ministro D'Incà, una vera e propria rivoluzione molto attesa a Belluno per collegare Venezia e Belluno con questa nuova linea. Abbiamo raccontato con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto la partenza, il viaggio all'interno del nuovo treno e poi l'arrivo. Abbiamo anche visto i simpatici bimbi che hanno intonato l'inno di Mameli di fronte alle autorità, lo vedremo poi ovviamente nei nostri telegiornali di questa sera. Adesso invece dal turismo e dalle infrastrutture siamo passati alla sanità, perché Zaia si è spostato all'ospedale di Belluno, dove sta per inaugurare una nuova TAC, quindi tornerà a parlare di sanità. Abbiamo ricordato anche il nuovo piano sanitario regionale presentato ieri e tutte quindi quelli che sono i paletti e le indicazioni del nuovo piano sanitario regionale. Vedo che la nostra Nicoletta Rizzetto e il nostro Lucio Zanato sono in attesa, vediamo se ci possiamo collegare. Non so se c'è già qualche intervento, ma non credo, non mi pare. Vedo tanti camici bianchi e verdi in attesa. Lucio. Sì, mi senti? Mi sentite? Sì, ti sento. Pronto? Sì. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto, sì, stiamo aspettando le 12, per l'inaugurazione della nuova TAC. Adesso noi andiamo a sbirciare, con Nicoletta andiamo a sbirciare la nuova TAC. Ah, possiamo vedere l'anteprima, bene. Eccola qua, un attacco che peraltro, eccola qua, sì, è proprio, l'abbiamo in anteprima. Ci hanno messo fatalità nella zona dove poi ci sarà il taglio del nastro, e come vedete adesso torniamo dalla parte dove c'è il presidente Zaia che sta parlando con i vertici dell'ospedale qui di San Martino a Belluno. Dicevamo prima, adesso il discorso sulle province storicamente ritenute più penalizzate, che diciamo così, i bellunesi, il Delta del Po, e questi due segnali, i segnali della sanità proprio a Belluno, ma oggi anche l'elettrificazione, quindi il collegamento con Conegliano e quindi il collegamento diretto con Venezia, perché ricordiamo che questa elettrificazione porterà delle tratte dirette, perché sto seguendo in contemporanea più cose, appunto porterà delle tratte dirette Venezia-Belluno, senza, come si dice, rotture di carico, ovvero senza dover smontare da un treno per poi rimontare su un altro treno. E questo è molto importante, perché appunto l'elettrificazione fa sì che tu non debba scendere da un treno elettrificato, come succedeva fino a ieri, per poi salire su un treno diesel, che è quello che ti portava nelle zone. L'altra cosa molto importante, avete sentito, sono pronti i soldi anche per l'elettrificazione dell'altra linea, quella diciamo che va su verso Feltre, quindi Pederoba, tanto per intenderci, Montebelluna, Pederoba, Feltre, poi Belluno. Altra cosa molto importante, perché allora a quel punto ci sarà un'altra linea attraverso Pederoba che ci porterà giù direttamente, cioè c'è l'elettrificazione sostanzialmente di tutte le aree. Vedo che c'è un po' di movimento, quindi credo che incominci la conferenza stampa, e quindi io adesso passo a registrare, a passare direttamente a farvi sentire l'audio. Presidente, benvenuto. È un onore per noi avervi presente, come è un onore avere presente qui oggi tante autorità civili e militari del nostro territorio. È un segno di grande vicinanza alla nostra organizzazione. Questa è la settimana
particolare la settimana della ripartenza. Da pochi giorni siamo in zona bianca e festeggiare insieme a voi un evento importante per il nostro territorio e per la nostra organizzazione è una cosa che ci riempie di gioia, ma non possiamo dimenticare che quello che succedeva poche settimane fa, pochi mesi fa, e quindi oggi non possiamo permetterci ancora di festeggiare tutti insieme. Oggi abbiamo invitato, vedete in questo corridoio, 2 anni fa sarebbe stato pieno degli operatori di questa struttura, perché in un giorno di festa tutti vorrebbero essere presenti, tutti vogliono partecipare, però per questi elementi abbiamo fatto questa scelta. Qui abbiamo la rappresentanza, i direttori di dipartimento e i servizi su cui andiamo a inaugurare le 2 nuove apparecchiature che oggi vedremo, e collegati via Meet abbiamo i primari e i coordinatori che sono al loro posto di lavoro nelle sedi ospedaliere distribuite in questo vastissimo territorio, così come nelle sedi distrettuali, nelle sedi amministrative, un po' perché ci piaceva essere tutti insieme, perché è un momento sicuramente di rilievo. Siamo felici di questa giornata perché quando in ospedale si parla di tecnologia è una sferzata di entusiasmo. Oggi la tecnologia nelle strutture sanitarie è fondamentale per abbinare le competenze professionali, le capacità che hanno i nostri operatori ad un upgrade che la medicina continua a stimolare. Con le 2 apparecchiature che oggi inauguriamo, si tratta di una TAC e di un acceleratore lineare, questo ospedale si porta all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e quindi ci consente di migliorare sotto tanti profili le nostre performance. C'è sicuramente sono delle apparecchiature nuove che in qualche modo danno tantissime informazioni in più rispetto a quelle che precedenti tecnologie avevano, e questo consente ai nostri professionisti di avere molte più informazioni, forse un po' più complesse, però riescono ad affinare molto di più le capacità diagnostiche o terapeutiche, diagnostiche per l'attacco, terapeutiche per i tanti pazienti che afferiscono alla radioterapia di Belluno. Con l'apparecchiatura della radioterapia che vedremo dopo nei piani sottostanti a questo, sicuramente migliora molto anche la sicurezza per il paziente, perché con questa nuova tecnologia il fascio di trattamento è molto limitato e si evita di disturbare i tessuti sani che devono essere assolutamente preservati. Di solito anche un vocione e spero che si senta. Allora, queste tecnologie sono molto importanti per la rete professionale, per gli utenti che possono giovarsi quindi di una qualità sia delle cure sia dell'attività diagnostica molto più affinata, molto più precisa, molto più innovativa, ci apre anche dei settori che oggi per noi sono inesplorati. Però ha anche un altro grandissimo vantaggio, Presidente, che queste apparecchiature in ospedale sono fonte di attrattività non solo per i professionisti che già ci operano, ma anche per tutti quei professionisti che hanno voglia di cimentarsi, che avrebbero piacere di arrivare in aree dove ci sono le tecnologie presenti in grandissimi centri, molto anche di dimensione più grandi di noi, e dove trovano delle competenze che possono crescere la loro professionalità e possono anche in qualche modo evidenziare la possibilità di curare in particolare alcuni settori di nicchia che stanno diventando sempre più importanti nel nostro panorama diagnostico. È quindi un evento molto importante per questi elementi, ed è uno degli esempi di investimenti che sono importanti, perché queste 2 apparecchiature, ognuna delle 2 apparecchiature
sono investimenti significativi che non si fanno tutti i giorni, sono apparecchiature di 1 milione di euro ciascuna, 950.000 euro per la TAC, 1.050.000 euro per l'acceleratore lineare. Non sono investimenti assolutamente di poco conto, però sono degli investimenti che ci portano, diciamo, assolutamente all'avanguardia. Abbiamo la scorsa settimana avuto modo di festeggiare nell'ospedale di Feltre insieme all'assessore Lanzarin, che è stata veramente molto, molto gentile, il picconamento dell'ultimo pezzo di un padiglione dell'ospedale di Lamont, che sta per essere ristrutturato e riportato a una funzione come ospedale riabilitativo. Però in tutte le nostre sedi ospedaliere, Presidente, in questo momento ci sono cantieri o stanno partendo dei cantieri del genere. A breve si possono ripetere anche in location diverse rispetto a questa, e sarà un piacere e un onore condividerla assolutamente con voi. Ci fa piacere questa giornata anche perché stiamo uscendo da un periodo faticoso in cui tanti di noi, lei per primo, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e sta lavorando in maniera molto pressante da tanti mesi. Anche qui. Ma dove l'ho comprato? Io non lo. Abbiamo trovato un elemento di miglioramento per la prossima inaugurazione. Però comunque state tranquilli, non funziona mai. Io non ho ricordi di un'inaugurazione dove tutto sia perfetto. Però io sono anche un rompiballe, per cui. Prego. Beh, che tutto sia perfetto. Come dice Gentilini, la voce deve essere forte e chiara, se no non arriva il messaggio. E io sono dotata di una voce piuttosto profonda. I signori che sono collegati non sentono. Sì. Allora, usciamo da un periodo veramente faticoso. Lo tengo. Usciamo da questo momento. Lo spegni così. Lascia stare. Ma non lo tocco e si spegne da solo, questo ce l'ha con me. Allora, usciamo da un periodo veramente faticoso, dove tanti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. In questo territorio il Covid ha battuto pesante nella seconda fase della pandemia, e con la campagna vaccinale che è partita tra fine anno e inizio anno c'è stato una sintonia con questo territorio, una collaborazione che a me piace sottolineare. Abbiamo avuto una campagna vaccinale. Dobbiamo cambiare le batterie. Abbiamo avuto una campagna vaccinale che abbiamo fatto a tante mani. Un secondo solo. Questo questi direbbero previsti da diretta. La prossima volta provo prima. Silenzio la platea. No, fate un applauso, perché lei è una lady di ferro, no? Quando le ho detto Belluno, non è che mi ha detto ma dove abbiamo detto certo, fa. E penso veramente che poi abbia una grande, oltre ad essere profonda conoscitrice delle dinamiche della sanità, la dottoressa Carraro sa anche far squadra. Perché poi non è facile una provincia come questa che vive dell'ottica delle valli, giustamente, dei campanili, ci vuole anche qualcuno che chiuda, diciamo, questo funziona adesso. L'avevo cambiate. Non erano adeguate quantomeno. Grazie. Grazie molte. Allora, abbiamo fatto una campagna vaccinale, Presidente, che è dal mio punto di vista perché ha visto Soprattutto
ha visto una collaborazione di tutte le istituzioni presenti nel territorio. Ho avuto grandissima collaborazione da parte di tutte le amministrazioni comunali, dalle associazioni di volontariato, che sono un patrimonio importante e fortemente radicato in questo territorio, dalla protezione civile. Abbiamo avuto veramente il sostegno delle forze dell'ordine, di tutte le istituzioni che operano in questo territorio, perché tutti volevamo far presto, volevamo immunizzare il prima possibile e il più possibile la popolazione di questo territorio per permetterci adesso di ripartire con una stagione estiva e offrire ai turisti che vorranno venire ad ossigenarsi in un verde fantastico, in uno spazio infinito, dimenticare il Covid e godersi qualche giorno di riposo. E ci siamo riusciti. Noi a oggi abbiamo fatto più di 151.000 somministrazioni, questo grazie anche alla collaborazione, che sottolineo, con i medici di medicina generale, che ci hanno aiutato a presidiare in tutto il territorio, dal Cadore all'Agordino, da qualsiasi angolo del nostro vastissimo territorio. Abbiamo aperto con la loro collaborazione dei punti vaccinali che ci hanno permesso oggi di raggiungere dei traguardi che voglio sottolineare, perché sono il frutto di un lavoro costante, quotidiano, faticoso di tutta l'organizzazione. Oggi la popolazione over 16 di questo territorio è già vaccinata oltre il 50%, almeno con una dose, ed è una grande sicurezza per la stagione turistica che sta per avviare. E siccome questo è anche il mio primo giorno, il mio primo evento ufficiale, che andrà migliorato in alcuni elementi, però ce la facciamo, io volevo anche avere un'occasione per ringraziare un po' tutta la squadra, fatta di professionisti della sanità, della parte amministrativa, che con me in questi mesi hanno buttato il cuore oltre lo Stato. Questa operazione che lei adesso vede è stata portata a termine in 6 mesi, Presidente. I tempi, la rapidità diventano un fattore qualitativo importante, perché sono investimenti che altrimenti non rendono subito, non diamo servizio. E quindi grazie a tutti questi le persone che operano in questa azienda per non aver mollato, e a cui chiedo di non mollare, perché abbiamo ancora tanta strada da fare, abbiamo puntato alla vetta, siamo in montagna e sappiamo che passo dopo passo noi la vetta dobbiamo scalarla e arrivare su in alto. Grazie della vostra presenza. Chiediamo al Presidente della Conferenza dei Sindaci, Paolo Perenzin, di portarci un saluto in rappresentanza di tutte le amministrazioni comunali di questo territorio. Grazie Direttore, veramente grazie per il lavoro che stai portando avanti e che è importante. Saluto il Presidente della Regione, lo ringrazio per essere presente e credo che la giornata di oggi sia una giornata assolutamente importante. Giustamente ricordava il Direttore, giovedì scorso eravamo alla Mon, l'anno scorso siamo stati all'ospedale di Feltre per l'inaugurazione della piastra, altri cantieri sono in corso ad Agordo, altri arriveranno e quindi questo è un primo dato rilevante. Quindi stiamo investendo, la Regione sta investendo e i comuni, per quello che possono, con i fondi di confine, con le risorse che arrivano, cerchiamo di dare una mano per potenziare il nostro sistema sanitario provinciale. È un tema. L'altro tema, l'ha ricordato benissimo il Direttore prima, questa provincia ha delle caratteristiche particolari, che sono soprattutto le distanze. Le tecnologie in questo potranno dare una mano veramente importante. Mi fa piacere ricordare, perché nei confronti che abbiamo spesso, il Direttore Generale ha già, secondo me, inquadrato molto bene la situazione, anche se è arrivata soltanto da 3 mesi e se soltanto in questi 3 mesi portato avanti insieme alla squadra i risultati sulla campagna vaccinale di cui ha fatto appena cenno. Ma una delle cose che mi ha detto io ci metto lo stesso tempo da casa mia in macchina in provincia di Treviso arrivare all'ospedale di Belluno e quello che impiego dall'ospedale di Belluno ad arrivare su Ingomelico. Questo vuol dire aver colto evidentemente che una situazione come ha le sue specificità ma ha anche le sue straordinarie potenzialità. Su questo dico soltanto 2 cose.
io non ho dubbi che riusciremo, lavorando tutti assieme, a creare un'integrazione all'interno dell'azienda Dolomiti capaci di dare le risposte che i cittadini attendono. Già lo stiamo facendo, possiamo ancora e ulteriormente aumentare. Per far questo ci sono due cose fondamentali. Una, ed è una sofferenza che hanno tutti, non abbiamo soltanto noi, è quella evidentemente della carenza del personale medico, infermieristico, che viene da tanto da politiche nazionali di anni, eccetera. Però io, da buon veneto, di dire, tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Questa crisi spaventosa che è quella del Covid, un segnale in controtendenza l'ha dato, perché, come dire, si è iniziato a mettere mano ai numeri delle specialità che porteranno frutto magari fra 4-5 anni. In questo frattempo dobbiamo stringere i denti e abbiamo bisogno di tutto il supporto della Regione e delle istituzioni, perché dobbiamo essere in condizione di arrivare fino a quando finalmente i numeri torneranno a dare il supporto che tutto il personale evidentemente auspica e di cui c'è bisogno. Poi c'è una seconda cosa che dobbiamo fare, dobbiamo farla noi, ed è quella appunto di saper produrre l'integrazione nell'azienda sanitaria. Per questo è inutile, bisognerà fare delle scelte, non possiamo pensare di avere, spero non sia, ma forse sì, ecco, grazie mille, scusate, che bisogna fare delle scelte, non possiamo pensare di avere tutto ovunque e dovremo avere, dire, la capacità di vedere anche l'integrazione, soprattutto nella parte della provincia, nelle cosiddette terre alte. Allora, davanti al Presidente della Regione oggi facevo questa riflessione fra me e me, non dobbiamo parlare, come dire, le difficoltà che hanno queste scelte, perché hanno a che fare con quello che lui stesso diceva volentieri, no? I campanili che ci sono. Noi davanti al Presidente della Regione non dobbiamo portare i campanili, anche perché con una battuta forse la città di Venezia da sola ha più campanili che tutta la provincia di Belluno, quindi dove sarebbe la novità? Non c'è. La novità dove si produce? Si produce se noi, fra di noi, sedendoci ai tavoli istituzionali all'interno di questa provincia, all'interno di questa azienda, riusciamo a trovare l'integrazione e poi arriviamo a Venezia e diciamo: Presidente, siamo riusciti a fare campanili, la media di Feltre un anno, di Lamon, di Cortina, altri ancora. E questa cosa qua vorrà anche dire che se per caso la media di Agordo suona meglio della grande di Feltre, si fa suonare la media di Agordo. Non è semplice, non sarà semplice, ma se non facciamo così, la melodia, che è l'unico obiettivo che tutti quanti dobbiamo avere insieme, si produce, e quando non arriva la distonia, e dopo la distonia arriva il silenzio. Siccome noi siamo qui per produrre voce e melodia per i nostri cittadini fra 3, 5, 10, 20 anni, dobbiamo fare su. Grazie, come sempre. Adesso, Presidente, tocca a lei. Tocca a me? Sì. Grazie. Ne approfitto per salutare tutti voi e per salutare il vice sindaco di Belluno, il presidente della provincia e tutti. Ma stavo sorridendo quando parlava il sindaco di Feltre, stavo pensando che si vuole fare in cerca di guai, perché un discorso così fatto a Belluno vuol dire che dicono subito: questo vuole la secessione, vuole andare verso Treviso. No, al di là delle battute, penso che lui abbia colto assolutamente, nel senso che la volontà qua è quella di fare veramente squadra. Adesso sembra una parola buttata lì così, a voi e a tutti quelli che sono legati, che saluto, però sentite, dopo 10 anni di Presidente di Regione posso dirmi che mi sto godendo che non sono più in prova, quindi vado negli ospedali a inaugurare e portare le opere che avevo promesso. Oggi abbiamo portato il treno elettrificato, arriva un treno che può arrivare tranquillamente a Roma piuttosto che da altre parti e in giro per il mondo, perché quella è la qualità e lo standard delle macchine che ci sono, treno pop, poi ci sarà anche il rock. Stiamo parlando di treni nuovi che noi abbiamo comprato, vorrei ricordarvi, e l'elettrificazione, le Olimpiadi, no? Il sindaco parlava prima di far squadra delle campane, cioè se io avessi ascoltato quelli sulle Olimpiadi saremmo ancora qua a discutere di cosa dovremmo fare. Cioè, ricordo che quando lanciai di fare le Olimpiadi e presentai nottetempo la candidatura di Cortina, avvisando il sindaco il giorno dopo, fra l'altro, la feci e l'esito che ci fu da subito fu: Zaia ci prende in giro, Zaia è una buttata per andare sui giornali, molti politici dissero, no? Il problema è che hanno anche la faccia tosta di presentarsi alle inaugurazioni, poi magari succede anche questo.
nella mia storia di inaugurazione ne trovo tante in giro. E poi alla fine noi le abbiamo portate a casa, perché la forza di volontà ci porta a dire che questa provincia, e ve lo dico senza nessuna remora e anche lasciando perdere la modestia, perché siccome parole che ne ho tante negli anni, questa provincia è stata oggetto di enormi investimenti da parte della Regione Veneto. Sfido chiunque a alzare il dito che non sia vero. Lo abbiamo fatto, pensate, sui fondi comunitari, il 40% dei fondi dell'agricoltura l'abbiamo destinato alla montagna. L'abbiamo fatto da un punto di vista viabilistico, guardateli bene i nastri di asfalto nella vostra provincia. L'abbiamo fatto dal punto di vista di infrastrutture. Io ricordo che per la prima volta nel 2010 l'adagio era un po' come il fado portoghese, un piagnistei. Sembrava che si dovesse serrare tutto, gli ospedali era finiti, Belluno sarebbero morti per le strade, cioè le ambulanze non avrebbero più circolato. La verità è che abbiamo investito convintamente, non perché qualcuno pensasse che volevamo chiudere. Vi ricordo che dei 68 ospedali del Veneto che io ho ereditato, io non ne ho chiuso uno. Abbiamo fatto investimenti, la storia del Cortina ve la ricordate? Dove sono quelli che facevano vedere i video che stavamo notte e tempo anche l'ospedale di nascosto perché sarebbe stato chiuso? Ma Cortina invece ha avuto tutta un'altra evoluzione, che se lo pensate in questa ottica, no. Il treno, i mondiali di sci, perché ricordo che anche i mondiali di sci ci hanno fatto penare, e le Olimpiadi, io capisco che Nemo profeta in patria, ma le Olimpiadi daranno una visibilità a questi territori paurosi, non solo a Cortina. Il treno dei Dolomiti, la vicepresidente presenterà questo treno durante la prossima settimana, e poi il territorio, sindaci e amministratori dovrà anche decidere qualcosa, perché noi possiamo pensare a un master plan, possiamo pensare a Val d'Ansiei, a Val Boite, possiamo pensare alla Gordino, poi bisogna anche dimostrare che dopo il lamento viene anche la decisione. E poi tutto quello che è stato fatto, c'è qui la Sole Bottasin sul fronte del dissesto idrogeologico, vaia. Sanità, guardate, la sanità del futuro per questa provincia è una sanità delle tecnologie. Avete visto Covid cosa ci ha insegnato? Beh, ci ha insegnato che è una disgrazia, è un incubo, no? E quindi approfitto per ringraziare tutti voi che avete lavorato, presenti e collegati, per questa tragedia. È stata un'autentica tragedia, no? Se qualcuno avesse preso, chiunque di noi, a gennaio 2020 ci avesse detto fra un mese, dall'8 marzo, sarete chiusi in casa, gli animali selvatici si riapproprieranno delle autostrade, Venezia sarà vuota e vedrete i camion portare via le bare e vedrete le fosse comuni a New York, questo è accaduto, facciamo un TSO, i sindaci quelli erano subito pronti, via TSO. Cioè Freud diceva che l'uomo è l'animale più adattabile che ci sia, lo abbiamo dimostrato col Covid, siamo stati in casa, siamo usciti di casa, ci hanno dato il coprifuoco, ma quando mai avete sentito parlare in un paese come questo parla di coprifuoco, dittatura, robe, ci siamo cuccati anche il coprifuoco. Io penso che tutte queste robe ce le ha insegnate il Covid, ma ce l'ha insegnata una di importante, c'è l'uso delle nuove tecnologie ed è esattamente quello che io ho sempre avuto in mente. Non solo il tema dello smart working, le videoconferenze, i videocollegamenti e l'evoluzione che hanno avuto queste nuove tecnologie. Guardate che l'intelligenza artificiale si approprierà della nostra sanità. Non vuole dire che non ci saranno più professionisti. Noi abbiamo 11.000 medici nella sanità del Veneto, ne abbiamo assunti durante il Covid 1.600. So che non ve ne siete accorti, ma noi li abbiamo assunti. E qualcuno mi viene a dire, perché ancora non ha capito, e non li potevi assumere prima. No. Perché le regole di prima non ci permettevano di assumere un medico non specializzato. Noi siamo stati i primi in Italia a porre la questione dei 300 medici non specializzati, laureati, abilitati da mettere in pronto soccorso. Vi ricordate le polemiche? Era un'estate, mi ricordo, il disastro è venuto fuori. Dopo quel Covid però si è pregarli quei medici di venire. La deospedalizzazione. Dobbiamo uscire dall'ottica di pensare che l'ospedale sia figo, bello, perché ha tanti letti. Non serve a niente questo ragionamento. A noi servono professionisti e tecnologie. Sentite, è innegabile che l'ernia inguinale che si faceva 30 anni fa con 6 giorni di ospedalizzazione e un'anestesia totale, oggi la si fa con 4 ore di ospedalizzazione in day hospital, si fa il day surgery e si fa con un'anestesia locale. Cioè è cambiato questo mondo. Noi non dobbiamo, guardate, se noi ci proiettassimo fra 5 anni, nel 2026, e guardassimo indietro questo oggi, diremmo cavoli, non era glaciale fa,
vedrete l'evoluzione che ci sarà in tutte le tecnologie, nell'approccio. Avete visto che in un anno siamo passati dal tampone molecolare, è analogico, no? È sempre stato utilizzato il tampone nella ricerca dei virus, ai test rapidi, ai test di terza generazione. Adesso abbiamo la quarta generazione dove l'intelligenza artificiale è entrata. Cioè utilizziamo delle macchine che sono grandi così, quelli di terza generazione, dove noi entriamo con una scheda con un chip. In quella scheda, se non ci mettiamo la goccia di campione fatta col tampone per il Covid, ci possiamo mettere una goccia di sangue e ci dà l'emocromo. Allora, se pensate che il futuro sia quello ancora di continuare in maniera analogica, siete fuori dal mondo. Fra 5 anni, ma i prossimi giorni, comunque noi saremo invasi da queste tecnologie. Io vi ringrazio perché poi ci vogliono gli uomini e le donne per governare queste tecnologie. Ai cittadini diciamo che questa diagnostica sulla quale noi facciamo investimenti, ne continueremo, guardate, io ho un sacco di inviti per venire anche qui in questo territorio inaugurare, vengo quando posso. Vi dico che tutta diagnostica ci permette di essere più performanti. Ma signori, avete mai di avere dei premi Nobel in giro per il Veneto, ma Stoccolma ancora non lo sa? Cioè, abbiamo capito che se il Covid arrivava 20 anni fa, 30 anni fa, sarebbe stata una strage. L'abbiamo capito o no? Perché oggi ci possiamo permettere di fare un attacco per verificare i polmoni, possiamo permetterci la broncoscopia, possiamo permetterci il broncolavaggio, possiamo permetterci tecnologie che noi abbiamo acquistato. Guardatele con attenzione le foto, quando vedete le foto dei nostri pazienti, no? Nelle terapie intensive, guardate l'ambito della foto, guardate il letto, guardate il respiratore, guardate la tastiera, guardate tutto il contesto. Questi sono investimenti. Una postazione di queste costa 50.000 euro e noi per prudenza, ve lo dice il sottoscritto, visto che ho scelto io, abbiamo 100 respiratori in magazzino, nuovi, cartati, perché non si sa mai. Perché il Covid, al di là che ne dica qualcuno che si possono curare tutti a casa, noi abbiamo avuto 425.000 positivi che abbiamo trovati perché si sono ritrovati nel nostro contact tracing, no? Metà non hanno avuto sintomi, sono stati asintomatici, si sono fatti la loro bella quarantena, fine. L'altra metà è stata curata a casa, sono circa 200.000, però di questi 200.000, 22.000 hanno dovuto trovare un ospedale per un respiratore, per un casco, per un CPAP, per un ECMO, per le malattie attive, perché non se l'ha fatta da soli. Questa è la verità, quindi voi siete artefici di questo che è accaduto. E allora io penso che tutto questo ci serve a guardare avanti. Il Covid deve essere non solo una tragedia ma anche un insegnamento. Abbiamo visto che la squadra tiene, lo stress test l'abbiamo subito, guardate, è inutile che facciamo i fenomeni. Prima fase, 21 febbraio, primo morto in Italia, signor Trevisan. Noi non l'abbiamo subita come ad esempio i nostri dirimpettai. Parlo con termini, quindi non vado in cerca del virus che è arrivato con l'aereo in altri. Parlo di Emilia Romagna e Lombardia. Noi, Trentino Alto Adige, è andata, non dico di lusso, è brutta parola, 1500 morti, ma ci è andata meglio rispetto alla Lombardia che si è trovata veramente in grossa difficoltà. La Lombardia ha dovuto chiedere ospitalità, terapie intensive delle altre regioni. Seconda fase, noi siamo stati letteralmente mancati. Abbiamo avuto abbiamo scoperto che varianti vengono tamponi. Il potenziale del Veneto, al di là che si possano avere tanti fenomeni che sa tutto, non è più di 25.000-26.000 tamponi al giorno. Vuol dire che io avrei dovuto negare comunque il test a almeno 50.000 persone. Comunque sono state diagnosticate, testate con i test rapidi e che comunque ci hanno permesso di portare a casa positivi che altrimenti non avremmo trovato. Terza fase, quella di febbraio-marzo, a noi è andata meglio, l'abbiamo gestita, siamo a 500 pazienti adesso,
l'Emilia Romagna si è trovata a dover chiedere terapie intensive fuori regione. E così la Lombardia, prova ne sia che noi siamo la prima grande regione d'Italia, anche a differenza delle altre due, sono ancora. Sto dicendo che siamo davanti a un virus, i clinici capiscono, no? Siamo davanti a un virus. Dell'infallibilità, della immortalità che il paziente combatte con la malattia. Noi continuiamo gli investimenti, mediamente stiamo 70 euro l'anno per le attrezzature, non abbiamo mai negato l'acquisto. Chiediamo un minimo di sintesi ai direttori generali e alla dottoressa Carraro per questa voce e ringrazio. Qui avete in piedi anche la partita del volo notturno, anche qui io vorrei che non ho mai venduto suggestioni. Uno vende il volo notturno come i film che vedevamo del Vietnam con gli Apache che arriva e fa tutto quello che può, va anche contro i muri. Non è così. Le regole ci permettono di dire che comunque tutti i volontari, tutti quelli dei centri vaccinali, noi abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di vaccini ad oggi, chiuso cicli per 1.100.000 persone, quindi quei 2 cicli. Rivendichiamo la scelta, anzi la rivendico personalmente, di aver fatto la scelta di non vaccinare gli under 60, cioè chi ha meno di 60 anni, con i vaccini a vettore virale, con gli adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Sono vaccini che funzionano, non c'è nulla da dire, ma se AIFA mi dice che è raccomandato, anzi fortemente raccomandato sopra i 60 anni, in Veneto si fa così, punto. Stiamo vaccinando, finiremo il giro verosimilmente a agosto, lo faremo nell'ambito dell'organizzazione che ci siamo dati. Ringrazio i medici. Allora c'è ancora qualche problema purtroppo di linea, vediamo. Pazienti. Sto dicendo che dalle altre parti fa polemica, sto dicendo che è inevitabile a Colle Santa Lucia, il medico di base di Colle Santa Lucia si prende i suoi pazienti e capisce che non può dire ai pazienti di andare a Belluno a farsi il vaccino. E voi avete grande limite della viabilità e avete grande vantaggio della bellezza, perché questo è un territorio che è strepitoso. Io penso che noi riusciremo a esaltarla sta bellezza. Non abbiate paura della fine dei presidi sanitari. Chi vi viene a sussurrare negli orecchi vuol dire perché qui dopo 10 anni che finisco non sono più dovuto chiudere ospedali o disarmare ospedali, vedreste già il disastro. Invece è accaduto questo. Io penso che poi sul personale Perenzin, presidente della conferenza, c'è un problema che noi dobbiamo diventare attrattivi. Allora, uno dice no, a Belluno abbiamo fatto 34 scorrimenti di graduatoria a Pieve di Cadore per il punto nascita, no? Vengono, fanno il giro del palo, io non biasimo nessuno. Noi dobbiamo essere più attrattivi, lo dobbiamo essere garantendo tecnologie, professionalità, perché giustamente il giovane pensa al curriculum, è inevitabile, no? E se si fa che a venire qua non fa curriculum, è finita. In un mercato nel quale essere medico poi anche dove andare, diciamolo fino in fondo, è una legge della domanda all'offerta. Invece proprio per questo stiamo investendo tanto nelle tecnologie, la chirurgia robotica per dire, no? Era un miraggio prima, pensare alla chirurgia. Per diventare più attrattivi, questa è la vera sfida. C'è l'attrattività anche attraverso i nostri investimenti, e ho chiuso, è il fatto di non piangere più. Perché a forza di dire che va male, cioè, bisogna essere un po' meno pessimisti. Cioè, non è possibile che la montagna è eccezionale, ha dei limiti paurosi, il dissesto idrogeologico, le distanze sono un limite mortale, la
montagna non viene meno, non vale di meno di altri territori, questo deve essere chiaro, per noi non è così. Però vuole più. Grazie. Grazie Presidente. Adesso noi tagliamo il nastro e facciamo la benedizione, perché guardate che la benedizione non ne abbiamo tanto bisogno. Vediamo qui la TAC, entriamo e vediamo la TAC, dopo dobbiamo andare nel piano per l'acceleratore lineare nuovo. Nell'acceleratore lineare gli spazi sono diversi, quindi magari chiedo al sanitario non accompagnarci, ci sarà per l'occasione, diciamo, in altri momenti di andare a visitare questa nuova tecnologia e invece magari dedichiamo a un percorso un po' per i nostri ospiti. Grazie. La benedizione facciamola subito. Sì. Facciamo qui al microfono. Viene con Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio autore della vita e dispensatore di ogni bene, sia con tutti voi. I cristiani credenti e praticanti oggi fanno una festa molto cara e intima, perché celebriamo la festa del Sacro Cuore di Gesù. Allora lui ci ha rivelato, Gesù, che il Dio Padre ha un cuore anche lui, non solo la mente e l'operatività. Nell'Antico Testamento già troviamo Osea che diceva: quando Israele era fanciullo io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un po' alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. E questo cuore del Padre è passato nel cuore di Gesù, perché venendo nel mondo si è chinato sulle nostre debolezze, ha avuto sempre attenzione per gli altri, un atteggiamento di donazione, di servizio, una cura per i malati, quanti non ne ha guariti. I vescovi italiani in questo mese ci invitano a guardare il cuore di Gesù per sottolineare soprattutto la mitezza, l'umiltà e la misericordia. E poi dicono è quello che dobbiamo assumere anche noi. E come è stato ricordato, questa pandemia del Covid ci ha insegnato molte cose. Da una parte che per alcuni malati, specialmente gravi, è mancato il cuore, cioè l'isolamento, la solitudine, anche nel momento della morte e perfino anche dopo la morte, non si potevano fare neanche i funerali. Dall'altra parte ha messo in luce l'importanza del cuore dei medici, degli infermieri, tutti quelli che sono stati vicini a questi pazienti, e anche, diciamo, a tutte le nostre autorità che hanno predisposto tanti strumenti e organizzazione per venire incontro a tutti questi malati, come è stato detto adesso. Allora vengano questi nuovi strumenti della scienza, della tecnologia, per curare sempre meglio le nostre persone. Tra l'altro noi qua a Belluno siamo anche in buone mani, perché il nostro capo quotidiano della direzione medica si chiama Raffaele, vuol dire medicina di Dio, Dio guarisce. Poi la nostra nuova dirigente è la dottoressa Maria, ma grazia plena, quindi speriamo. Giuseppe non aveva qua, no? Però il nostro presidente porta il nome di un illustre medico dell'antichità, che poi lui ha cambiato professione, è diventato autore sacro, forse oggi farebbe il politico, forse. Non so. Quindi vedete che noi non abbiamo preoccupazioni. Non manca niente. No. E allora, no, manca la benedizione di Dio.
Allora voi vedete che abbiamo 9 motivi, ecco, da una parte per richiamare questa realtà, che non esiste solo il fisico e il psicologico, ma anche lo spirituale. Io ho avuto l'occasione di essere vicino qualche volta a familiari e a persone, e quelli che avevano fede avevano una grande risorsa per affrontare le difficoltà. E allora domandiamo al Signore che fonda la sua benedizione su questi nuovi strumenti. Il salmista diceva: mi circondano frutti di morte, nell'angoscia invoco il Signore, porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera. E allora noi diciamo: Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. Perché Dio, misericordioso e amante dell'uomo, ci sostenga, ci illumini nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, nella fatica e nel sollievo. Preghiamo. Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. Perché compensi tutti coloro malati, cioè prestano occhi al Padre Eterno, prestano orecchi, prestano le mani per sovvenire alle necessità e sofferenze dei pazienti. Preghiamo. Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. Perché il Signore agisca la sua benedizione su questi strumenti di cura, di analisi, eccetera, su chi li ha provveduti e su chi li gestisce, su quanti ne usufruiscono in vista di un'efficace cura. Preghiamo. Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. O Signore Dio nostro Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a ridonare la salute ai malati imponendo loro le mani e a consolare i contritti di cuore, e fondi grazia e benedizione su questi strumenti di diagnosi e di cura per il bene fisico, psicologico e spirituale dei pazienti e il buon funzionamento della struttura sanitaria. E anche su tutti voi scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. A tutti buona salute e prosperità. Grazie. Grazie. Venga qua. Parroco, mette la testa dentro. Venga qua. Venga qua. Di qua, porta bene. Ecco qua, grazie. Bene. Sfrutta molto l'intelligenza artificiale. Quindi fate anche cardiaca. Noi facciamo anche cardiaca, la facevamo già prima, ma questa macchina ci consente di fare tutta la rivoluzione cardiaca, tutto il cuore con 2 rivoluzioni cardiache. Poi fa gli studi funzionali sulla testa ed ha un sistema si chiama imaging spettuale, che consente di differenziare i tessuti in maniera molto precisa con una acquisisce 40 cm in un secondo e il sistema di intelligenza artificiale Qui ha meno raggi, meno dei raggi, meno di una lastra. Più o meno come una radiografia del torace, laddove invece si fa uno studio di tutto c'è un monitoraggio continuo delle funzioni vitali che i tecnici della stanza interna possono valutare, e poi tutti i sistemi di intelligenza artificiale ci consentono anche di acquisire dei referti strutturati. Per esempio, se dobbiamo fare uno studio dell'aorta e quindi dover calcolare tutte le situazioni necessarie per pianificare l'intervento, la fa direttamente la macchina, quindi c'è anche un risparmio di tempo. Noi abbiamo sfruttato questi sistemi di intelligenza artificiale anche riusando
congiuntamente con la TAC dei sistemi di radiologia domiciliare per portare nelle case di riposo la radiografia di base. Abbiamo acquistato dei sistemi molto miniaturizzati che sfruttano molto l'intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini, e quindi con un solo tecnico con 2 valigette anche piccole riesce a spostare il carrello. Noi qui abbiamo, Buongiorno. abbiamo Buongiorno. utilizziamo questa sala come sala di controllo. Qui abbiamo una seconda parte che è quella che utilizziamo per la circolazione. Questa è semicestrale, però la utilizziamo molto perché avendo un sistema di fluoroscopia in TAC, la utilizziamo per tutta la parte interventistica, per le procedure di biopsie, posizionamenti di drenaggi, e viene utilizzata anche come simulatore per i piani di trattamento della radioterapia. Grazie. Buon lavoro ragazzi. Allora, questa l'abbiamo vista proprio raccontata anche dai tecnici dell'ospedale di Belluno, la nuova TAC, appena l'ha proprio descritta con il governatore Zaia. Il personale adesso invece dovrebbero scendere, diceva prima la dottoressa Carraro, per vedere l'acceleratore lineare. Non so se la linea regge in quel momento, come avete visto, e ci scusiamo, insomma ci sono problemi di linea dovuti anche alla zona che non è particolarmente ottimale, l'abbiamo vista anche durante il viaggio in treno. Vediamo di nuovo. Ci siamo tutti? Quindi questo è il macchinario che è stato presentato, avete visto all'incirca 1 milione di euro di spesa, ha detto la dottoressa Carraro, in 6 mesi è stata approntata. Il discorso di Zaia è stato particolarmente importante perché ha fatto un po' l'excursus di 1 anno e mezzo di pandemia visto dal punto di vista delle forze messe in campo a livello tecnologico. Quindi lo ha ribadito: quando vedete le foto dei malati, guardate, osservate anche tutti i macchinari che sono intorno ai malati e rendetevi conto che sono tutte strutture, strumenti acquistati in questi anni anche con programmazione. Ci sono 100 respiratori, dice, ancora imballati, tenuti per prudenza perché, dice Zaia, non si sa mai, bisogna fare progettualità a lungo termine. Quindi in questo senso ha parlato delle strumentazioni di 1 anno e mezzo di pandemia che hanno insegnato la tecnologia. Questo è l'acceleratore lineare, credo. C'è un computer che via wireless scarica le immagini sul PAX, quindi noi possiamo fare stiamo ancora parlando, credo, un solo tecnico. Gli altri sistemi avevano necessità di almeno 2 tecnici perché l'ostativo era abbastanza pesante. Questo è tutto miniaturizzato e soprattutto c'è questo tubo che è piccolissimo, quindi Complimenti. Ancora una parte, diciamo, della TAC, lo scanner e lo schermo per visualizzare poi le immagini della TAC. Adesso dovrebbero scendere invece per l'altra strumentazione. Quindi il discorso di Zaia è, come dire, si è posizionato, aveva l'obiettivo di sottolineare l'importanza della tecnologia, l'importanza delle strumentazioni acquistate in questo anno e mezzo e anche precedentemente, evidentemente, per far fronte alla pandemia. Ovviamente una situazione generale, ma che in Veneto ha avuto ancora più un progresso maggiore. Ha detto Zaia, insomma, se la pandemia fosse arrivata 40 anni fa, quando comunque in Italia queste le tecnologie non c'erano, sarebbe stata davvero una strage. Poi è tornato a sottolineare anche il rapporto con la montagna, lo dicevamo anche con Lucio Zanato prima, questi momenti, queste giornate, queste inaugurazioni, come precedentemente anche all'ULSS 5 Polesana, hanno anche un messaggio di vicinanza a quei territori che vengono spesso considerati, anche in certi casi a ragione, un po' dimenticati, non dalla regione ma in generale, come territori dimenticati. In realtà Zaia ha voluto ribadire non sono certo dimenticati né dal punto di vista sanitario. Abbiamo visto un'altra inaugurazione importante lunedì scorso, sia oggi per la TAC, l'acceleratore lineare, e poi anche per le infrastrutture con la elettrificazione Conegliano-Belluno, e quindi c'è questo doppio volto oggi per Belluno, questo impegno per la montagna, sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista sanitario. Ora, mentre
Il governatore Zaia scende, lo vediamo scendere insieme al nostro Lucio Zanato e alla nostra Nicoletta Rizzetto, sperando poi di mantenere la linea. Vediamo se Lucio... No, Lucio sta ancora, credo, raccontando. Sentiamo. Ecco, siamo scesi giù e qui dovrebbe essere spiegato, mostrato l'acceleratore lineare, ma vedo che si blocca di nuovo l'immagine, come era peraltro prevedibile. Allora facciamo così, mentre si blocca l'immagine, quindi cerchiamo di ripristinare nuovamente il segnale, vediamo se riusciamo a farlo velocemente. Restiamo però in ambito di sanità montana, ma cambiamo zona, andiamo su quella di Asiago, con l'ospedale di Asiago che si prepara in previsione dell'inizio della stagione turistica estiva, con l'offerta di nuovi servizi di assistenza sanitaria. Quindi passiamo dalla zona montana bellunese alla zona montana di Asiago, da ULSS a ULSS. Guardate. Servizio ULSS Turismo Asiago. Vediamo se la regia mi risponde. Il numero 11 nella scaletta, così tecnicamente. Passiamo, eccolo. L'altopiano si prepara alla stagione turistica e anche l'ULSS Pedemontana è pronta a fare la sua parte con un'assistenza sanitaria dimensionata sui picchi di presenze previsti per i mesi di luglio e agosto. Abbiamo messo in atto un sistema di sicurezza, soprattutto sull'area dell'emergenza, per fare in modo che comunque il primo supporto venga garantito e soddisfatto presso il nostro ospedale di Asiago. C'è anche un presidio di medicina turistica importante, presente nella giornata, in tutte le giornate, in una fascia oraria diurna, è presente una guardia medica notturna, quindi andiamo a mettere in atto tutta quella serie di azioni che annualmente ci consentono di garantire al turista di venire in altopiano in totale tranquillità. C'è un punto tamponi aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13 qui presso l'ospedale di Asiago per permettere anche a turisti stranieri che debbano rientrare nel proprio paese di fare il tampone. C'è un servizio di pronto soccorso rafforzato, così come la radiologia, e poi c'è un bellissimo servizio che è quello della dialisi per i turisti. Qui in ospedale possono prenotare e fare un ciclo di dialisi come fossero a casa loro. Nella lotta al Covid, l'ULSS Pedemontana ha anche organizzato una sessione straordinaria di vaccinazione per 300 operatori turistici dell'altopiano presso il punto di vaccinazione di Roana. Abbiamo aperto delle agende di prenotazione e abbiamo ottenuto fino a poco fa circa 230 consensi su 300 posti ipotizzati. Qualora dovessero emergere ulteriori richieste o necessità, ci riorganizzeremo per ritornare in altopiano, dove abbiamo un po' il fulcro dell'area turistica di tutta l'azienda 7 Pedemontana. Allora, torneremo fra poco a Belluno per ricollegarci con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per chiudere la giornata, la mattinata di Zaia, ma noi poi proseguiremo con la nostra edizione straordinaria. Prima però un'altra pausa pubblicitaria e poi vediamo anche, prima della pausa pubblicitaria, vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. È un inizio d'estate un po' zoppicante, per così dire, con ancora molti acquazzoni che non garantiscono un'assoluta stabilità del tempo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 11 giugno. Sul Veneto in mattinata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma con sole prevalente. Col passare delle ore più nubi sui settori montani e pedemontani, dove saranno possibili anche dei temporali. Precipitazioni che non si escludono poi anche fin verso le aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi invece compresi tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente avremo bel tempo, ma a seguire vedete piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 24-29 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui spiccata variabilità con parentesi più soleggiate alternate ad altre decisamente più piovose. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime infine vedete sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Cos'è un minuto e mezzo? È un minuto e mezzo, ma è reale. 2 minuti e 20. Vai. Prego. Il vaccino ai turisti, c'è qualche novità sulle tempistiche, sulla modalità? Ma noi siamo sostanzialmente operativi, anche perché con molta semplicità si può fare che il turista che sta qui per almeno 15 giorni, se ha necessità, gli si fa il vaccino in seconda dose. Ovviamente siamo disposti a rilasciare un certificato vaccinale che conferma la venuta vaccinazione con anche il numero del lotto del vaccino. Bisogna che però a livello nazionale ci sia un coordinamento rispetto poi al riconoscimento dei certificati vaccinali e l'iscrizione del vaccino nelle anagrafe vaccinali, cioè il veneto che si va a vaccinare in un'altra regione quando torna a casa deve avere il suo vaccino registrato nella sua anagrafe e viceversa. Giornata campale per la provincia di Belluno. È una giornata che ho voluto fare convintamente, anche perché c'è la grande notizia del treno elettrificato. Avete visto quale sia il livello di attività che abbiamo portato avanti, e poi inaugurazioni ne faccio poche rispetto a quelle che potrei fare qui in provincia di Belluno nel mondo della sanità, perché abbiamo in arrivo tutti gli acquisti, le attività che abbiamo programmato negli anni. È stata appena presentata una nuova eccellenza, questo è il concetto di sanità del territorio? Assolutamente sì, Belluno non ha bisogno di ospedali chiusi o di ridimensionamenti, ha bisogno di grandi investimenti, che è esattamente quello che come giunta abbiamo deciso di fare. I risultati si vedono, come ho detto io, ho finito il periodo di prova, dopo 10 anni o ci sono le opere o non ci sono, siccome ci sono dite che ho finito il periodo di prova e che non raccontavamo bugie. Ecco, con tutte queste opere qui a Belluno, come ha detto lei, smetteranno di piangersi addosso? No, guardate, il popolo bellunese è un popolo eccezionale, però ricordo che 10 anni fa era sempre ma Belluno è dimenticata, ma Belluno, invece voglio ricordare il treno delle Dolomiti, che adesso la prossima settimana entrerà nel vivo come discussione, la partita degli ospedali sui quali stiamo investendo fortemente, ve lo posso garantire, chi volesse numeri vediamo i numeri, le Olimpiadi invernali 2026 e molto altro ancora, per dimostrare insomma che non è da parte nostra assolutamente dimenticato. Abbiamo avuto anche la presenza di un ministro durante il viaggio in treno. Tutti questi segnali per questo Veneto che riesce ad andare avanti anche da solo, in autonomia? L'autonomia ce la debbono dare, l'autonomia anche qui, è finito il periodo di prova per qualsiasi governo, adesso ci vuole l'autonomia, quindi non ci basta che ci dicono che siamo bravi, che facciamo bene le robe, che qui funziona tutto, vogliamo l'autonomia. Ecco l'esempio ad esempio della Pedemontana, dove con questi accessi a pochissime settimane non è che i veneti siano convinti proprio perché i soldi rimangono in Veneto? Questa è una delle letture, 17.000 veicoli al giorno non sono pochi, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Per un'autostrada che ancora non è incompleta, mancano 30 km, quando sarà completato ho l'impressione che sarà molto più utilizzata. Questo ci permette di dire che il pedaggio va alla Regione e che la Regione in base ai pedaggi poi metterà a mano anche le tariffe, perché se ci saranno ovviamente pedaggi in eccesso, in esubero, definiamoli così, abbondanti, li utilizzeremo per limare le tariffe. Scusi Presidente, un'altra domanda sul treno, al di là di quella che sarà la scelta. Cosa risponde a chi dice che la Regione non ci credeva, comunque non ci credeva fino in fondo? Che sono perditempo, semplice. Noi tutte le cose che facciamo hanno una loro storia, partiamo da un'idea progettuale, poi le portiamo avanti. Abbiamo fatto, guardi, le Olimpiadi e sono gli stessi che dicevano che la Regione non prendeva in giro i cittadini, e abbiamo risuscitato un'autostrada pedemontana veneta che riguarda anche questi territori, sembra strano dirlo ma è così, quando si inizierà a percorrerci si capisce dal feltrino, dai territori del bellunese quanto vantaggio ci sia, e poi molte altre opere come gli investimenti negli ospedali, il Codivilla che qualcuno diceva che sarebbe stato chiuso e altro ancora.
Grazie. Presidente, scusi, abbiamo sentito prima i numeri per quanto riguarda le vaccinazioni per i giovani, insomma sono numeri incoraggianti, cosa possiamo dire sia per questa particolarità ma poi in generale per la campagna sia in provincia che in Veneto? Ma che i ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto 400.000 prenotazioni e penso che non ci sia nessuna regione che ha avuto un afflusso del genere. Noi confermiamo le vaccinazioni con il nostro modello, non faremo open day, non utilizziamo AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni. Siamo l'unica regione che ha scelto di fare questo, andiamo avanti per la nostra strada. Buon lavoro ragazzi, grazie Presidente. Ecco, abbiamo sentito il Presidente Zaia in questa sua finale, diciamo così, un'intervista finale con il sunto di quello che è accaduto oggi partendo da Conegliano per arrivare qui a Belluno. Come vedete fino all'ultimo c'è il saluto della cittadinanza, degli operatori di questo ospedale, insomma cose davvero importanti. Adesso noi a questo punto io restituirei la linea per almeno 5 minuti perché andiamo a cercare il direttore generale dell'ULSS 1, la dottoressa Carraro, e poi cercheremo anche di prendere qualche altro sindaco proseguendo questa lunga diretta qui da Belluno. A voi la linea. Grazie allora Lucio Zanato, allora ci rivediamo fra poco. Nel frattempo ci ha raggiunto via Skype e lo ringraziamo il dottor Massimo Guerriero, un piacere avere con noi ancora una volta ospite, epidemiologo importante che ci può dare delle indicazioni sull'andamento proprio del Covid e su quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Grazie intanto, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, le leggo un'ansa intanto perché torniamo a parlare di AstraZeneca, insomma l'abbiamo raccontato prima il caso della 18enne purtroppo morta per una trombosi. Aveva ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca il 25 di maggio nell'Open Day, una ragazza di sesso rilevante. Sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza assieme al coordinatore del CTS Franco Locatelli a rendere nota entro oggi la posizione del Comitato Tecnico Scientifico sulla strategia di uso di AstraZeneca fra i giovani. Dopo la riunione del CTS di mercoledì i tecnici hanno continuato a lavorare scambiandosi materiali e pareri per poi riunirsi nuovamente oggi. Il confronto tra Ministero con il Ministro, che è stato sempre in contatto con gli organismi, CTS e AIFA, affermano fonti del Ministero, è stato sempre collaborativo. Questo per ricordare insomma che c'è nuovamente questa impasse di AstraZeneca, questo nuovo macigno con il caso della ragazza morta. Ovviamente anche in questo caso, lo ribadiamo, la correlazione è tutta da capire se c'è e se esiste. È chiaro che però il contraccolpo psicologico c'è. Però dobbiamo ribadire un'altra cosa importante, e la ribadiremo sempre perché per non creare confusione, che il Veneto dall'inizio ha sempre seguito la linea più prudenziale. Adesso si aggiungono le altre regioni, ma il Veneto ha sempre detto noi stiamo a quanto ha detto AIFA e quindi il vaccino AstraZeneca agli under 60 non lo somministriamo. Allora, dottor Guerriero, prima di inoltrarci nella serie di slide che lei ci ha mandato e così come sempre è molto preciso su quello che potrebbe accadere nei prossimi, quello che accade, quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane, una parola su questo, insomma non ci voleva questo ennesimo ostacolo su AstraZeneca? Non ci voleva l'ostacolo e dispiace tantissimo per la giovanissima ragazza, ovviamente per i suoi familiari perché vivono una tragedia. La cosa importante l'ha già detta lei, cioè dobbiamo attendere di vedere se c'è una correlazione diretta tra l'evento fatale e la somministrazione del farmaco, ma in ogni caso benissimo ha fatto la nostra regione a non utilizzare il vaccino AstraZeneca secondo le indicazioni che erano state date. Come è noto, appena il vaccino era stato svincolato dall'FDA, dall'EMA e dalla nostra AIFA, aveva indicazioni diverse. Poi cammin facendo abbiamo imparato che ci possono essere dei problemi, specie per le giovani donne, per cui assolutamente è da scongiurare l'utilizzo per questo sesso e per questa fascia di età.
Allora, adesso facciamo vedere le slide che ci ha mandato, ci guidi lei in questo viaggio infografico. Ci stiamo chiedendo e ci chiediamo se l'incubo Covid è alle spalle o meno. Lei parte nelle sue slide, se non sbaglio, sì, dal Regno Unito, quindi da un caso emblematico di un paese europeo. Allora, cosa ci mostra questa tabella? Guardi, parto dal Regno Unito perché diciamo anticipa generalmente la nostra storia, per cui è importantissimo da tenere sempre sotto controllo come caso di studio, e nel grafico in alto la freccia rossa indica l'aumento del contagio che abbiamo registrato in UK in questi ultimi giorni. Si è passati da poco meno di 1000 casi al giorno a 5-6 mila casi al giorno, e a volte abbiamo anche registrato un aumento dell'80-90% rispetto al giorno precedente. Quindi UK giustamente si è subito allertata e sta facendo una serie di verifiche, ma il dato incoraggiante relativamente a UK è che parallelamente ad oggi non si è visto un aumento delle ospedalizzazioni e tantomeno della mortalità. Quindi questa nuova variante Delta che sta venendo avanti sembra essere più contagiosa del 30-35%, ma non sembra per adesso andare ad incidere sulle ospedalizzazioni e tantomeno sulla mortalità. Questo è un segnale importante, perché verosimilmente anche in Italia succederà questo, variante o non variante, cioè noi continueremo a vedere nuovi casi positivi di Covid, ma ciò che importa è che le ospedalizzazioni e la mortalità vengano tenute sotto controllo dai nostri comportamenti oggi e dai vaccini domani. Poi c'è la situazione globale. Sì, la situazione globale l'abbiamo messa per far vedere che il trend è in decrescita, tanto per i contagi in alto quanto per la mortalità, però mi piace qui far notare che la mortalità sta calando molto più lentamente del numero dei contagi, questo ormai lo abbiamo imparato, però il trend a decrescere sembra essere stato imboccato. Benissimo, allora passiamo alla situazione italiana. Ecco, se vogliamo vedere la slide successiva e quelle che seguono poi a ruota, riguardano l'Italia e il nostro Veneto. La situazione italiana è in calo molto più forte rispetto al calo che abbiamo visto poco fa a livello mondiale, e in effetti anche la mortalità, vedete la pendenza, la ripidità con cui stiamo scendendo la collina è importante, e non siamo ancora arrivati a livello zero, ma ci stiamo avvicinando. I dati sono molto incoraggianti, quelli relativi al Veneto. Vedete che abbiamo un R-Conti pari a 0,068 e 14,7 casi ogni 100.000 abitanti come incidenza. Il 3% è l'area non critica, cioè la percentuale di occupazione in ospedale dell'area non critica, e il 4% è l'occupazione della terapia intensiva. Perché mettiamo questi dati? Perché fino a qualche tempo fa erano quasi per 10 questi valori, per cui eravamo in una situazione veramente molto complessa, ce la ricordiamo tutti. Quindi il messaggio vuole essere: adesso siamo messi bene, cerchiamo di continuare in questa direzione, poi vedremo magari anche come. La stessa Questi cosa, sono i ricoverati? Sì, la stessa cosa riguarda i ricoverati in area non critica, e la slide dopo anche quella della terapia intensiva, e vedete qui come gli effetti anche del vaccino, e probabilmente climatici, e probabilmente anche dei nostri comportamenti, cioè questi tre fattori sommati assieme, ci stanno mostrando delle decrescite importanti che fanno ben sperare per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Ecco, vediamo proprio il picco a gennaio, se non sbaglio, delle terapie intensive in Veneto. Benissimo. Qui è importante far vedere come le altezze di queste curve siano molto simili in quelle che ormai chiamiamo le tre ondate, quella di inizio 2020 e poi quella di fine 2020 e inizio 2021. Questo invece riguarda i decessi, e quindi un altro capitolo importante.
Questo riguarda i decessi e direi che è il capitolo, perché abbiamo sempre detto che l'importante è sapere che di questo virus non ce ne libereremo molto facilmente e molto velocemente, ma ciò su cui noi dobbiamo mirare è quello di evitare questa mortalità che ha colpito invece nei mesi precedenti. Ricordate decine di morti tutti i giorni. Adesso siamo su livelli molto contenuti e speriamo di poter vedere azzerata la mortalità entro l'imminente estate. Anche in questo caso vedo 191 il picco sempre a gennaio dei decessi. Certamente sì. Deceduti al giorno. Assolutamente sì, questi che vedete indicati sono dati giornalieri, per cui e il dato è veneto. Ci ricordiamo anche il caso della Gran Bretagna, in cui ha fatto un periodo, viaggiava anche su 1800-1900 decessi al giorno, poi con le fortissime restrizioni e con una campagna di vaccinazione massiccia è riuscita a praticamente azzerare la mortalità. Le vaccinazioni, quindi l'arma per combattere il Covid, la prossima tabella. Ecco, le vaccinazioni, ci tengo moltissimo a dirlo, costituiscono un'arma importantissima, imprescindibile, ma sono un'arma le vaccinazioni sono un'arma che ci daranno il risultato nel medio e nel lungo periodo. Cioè, con le vaccinazioni noi chiaramente abbiamo visto subito un calo sia nei contagi che nelle ospedalizzazioni, ma le vaccinazioni portate a livelli di 50, 60, 70% della popolazione generale ci permetterà di vivere un autunno-inverno prossimi in maniera completamente diversa. Quindi la vaccinazione va fatta oggi, non solo per proteggerci oggi, ma per poter avere poi una ripresa dopo l'estate sociale ed economica che sia di vantaggio un po' per tutti. Questa tabella che vediamo invece adesso, ricordo ce l'aveva mostrata anche qualche mese fa, però era un periodo diverso, era un periodo in cui c'era una carenza di arrivi di vaccini, quindi lo scenario cambiava. E qui, come quella volta, lei ha sintetizzato lo scenario dell'immunità, credo, di gregge per i prossimi mesi, lo scenario migliore, quello che è attuale, e lo scenario peggiore. Ce li può illustrare? Sì, esattamente questo. Diciamo che quando arriveremo intorno al 40% dei vaccinati, quindi di coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale, noi potremmo iniziare a stare molto, molto più tranquilli, e questo 40% come vedete di vaccinati è piuttosto imminente. Questa tabella viene costantemente aggiornata, direi di settimana in settimana, perché i ritmi di vaccinazione aumentano e diminuiscono di continuo. Adesso si è intrapresa una strada molto importante anche e soprattutto nel nostro Veneto, per cui noi possiamo prevedere che entro la fine del mese di agosto e entro la metà del mese di settembre, nello scenario migliore, cioè se il ritmo delle vaccinazioni potesse solo aumentare di un 10% rispetto ad oggi, verrebbe a completarsi. In ogni caso, alle condizioni attuali, noi vediamo che è imminente il raggiungimento del 40% dei vaccinati a livello nazionale, e così l'immunità di gregge, che è difficile riuscire a fissare a priori, quindi indichiamo un 70% come soglia minima, un 80% come soglia ottimale, in ogni caso entro il mese di settembre verrebbe a raggiungersi, e quindi tutte le attività che vanno a riprendere dopo la pausa estiva, e in modo particolare mi riferisco alle scuole, potrebbe vedere una ripresa un po' più rilassata. Lo scenario peggiore è quello che tiene in considerazione in cui si possa andare incontro a qualche problema, ne abbiamo incontrati alcuni sino ad oggi, e che vede un dimezzamento delle dosi. È chiaro che questo farebbe dilatare i tempi in maniera eclatante, ed è uno scenario da dover tassativamente scongiurare. Dovrebbe essere un blocco notevole di arrivi di dosi, ci auguriamo
Ci auguriamo che non sia così. Vedevo, perché settembre, appunto lo diceva lei, mi fa suonare il campanello d'allarme, che è anche la campanella scolastica delle scuole, con un 80% di vaccinati al 15 settembre. Come si torna a scuola secondo lei? Allora, diciamo che la scuola è una condizione particolare, nel senso che noi sappiamo che il personale scolastico è già in fase di essere vaccinato tutto, sicuramente per settembre sarà vaccinato tutto, e quindi la questione della scuola è di nuovo rivolta a problematiche che potrebbero incontrarsi nelle famiglie e nelle classi, perché è chiaro che se ci fosse qualche caso di positività di ragazzino non vaccinato si dovrebbe far scattare tutte quelle misure di salvaguardia che ormai molto bene conosciamo, per cui la speranza appunto è di raggiungere questa soglia e di riuscire a vaccinare anche tutti i ragazzini che oggi, grazie anche al vaccino che è stato previsto per la fascia di età della popolazione compresa tra i 12 e i 15 anni, siano vaccinati entro l'inizio della scuola. I comportamenti, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Questa tabella è molto chiara, ce la può spiegare? Guardi, questa tabella l'ho fatta perché, come vi dicevo, il vaccino è importantissimo, lo dobbiamo fare tutti il prima possibile, ma nel breve periodo la quota di popolazione vaccinata è talmente poca che serve solo a salvaguardare quelle persone che erano più a rischio, le cosiddette fasce deboli della popolazione, vuoi per età o vuoi per patologie. Tutti gli altri si stanno vaccinando in questi giorni e ricordiamo ancora una volta che il vaccino, per fare il suo effetto complessivo, deve essere arrivato alla fine del ciclo vaccinale, quindi nel caso della doppia dose alla seconda dose, ma soprattutto ad ogni inoculazione dobbiamo attendere all'incirca 15 giorni affinché il vaccino abbia raggiunto il suo punto massimo di efficacia. Quindi se oggi dovessimo dire qual è la quota di popolazione coperta, dovremmo andare a vedere la quota di popolazione che è stata vaccinata all'incirca 15 giorni fa e che ha completato il suo secondo ciclo di vaccinazione. Ecco, premesso questo, se il vaccino ci potrà aiutare nel medio e lungo periodo, noi oggi abbiamo tantissime informazioni a nostra disposizione, abbiamo imparato a conoscere e a convivere con questo virus, e quindi in quella slide lì abbiamo... Torniamoci un attimo con la slide, chiedo alla regia, così lo vediamo meglio. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo un po' riassunto quali sono le situazioni che ci possono mettere più a rischio e quelle che ci possono invece salvaguardare da una probabilità alta di rischio di contagio. È chiaro che riguarda tutta la popolazione che non è stata vaccinata o che è solo la prima inoculazione del vaccino, e i comportamenti più rischiosi sono quelli di stare al chiuso, magari in tante persone, magari per tanto tempo, e quindi assembrati, cioè non mantenendo la distanza di sicurezza, ovviamente senza la mascherina, senza la detersione delle mani, e magari in quei luoghi in cui si va ad urlare, a parlare a voce alta. Ecco, queste sono tutte le situazioni che dovremmo cercare di scongiurare fin tanto che non avremmo completato il ciclo vaccinale. Quali sono per contro i comportamenti meno rischiosi? Sappiamo che è piuttosto difficile contagiarsi all'aperto, ed è piuttosto difficile specie se siamo in un numero limitato di persone, specie se con questo numero di persone non ci tratteniamo troppo a lungo, se manteniamo una certa distanza, se utilizziamo la mascherina nel caso in cui ci siano assembramenti, e se teniamo deterse le nostre mani e se siamo in condizioni di mantenere un dialogo a tono di voce normale. Ecco, questi comportamenti più virtuosi rispetto ai precedenti permettono di avere un rischio bassissimo di contagio, e potrebbero essere quei comportamenti che ognuno di noi può facilmente mettere in atto con piccolo sacrificio, mi sento anche di poter dire, e che abbassano tantissimo la probabilità di poter essere contagiati. Domanda ostica, una situazione che incrocia alcuni elementi di una parte e di altra. Penso alla movida, si va fuori a bere, quindi siamo all'aperto, ma ci sono tante persone ravvicinate. Una situazione così, cioè quando ci sono situazioni che incrociano elementi di entrambe le situazioni?
Lì siamo nelle classiche situazioni in cui può partire un focolaio epidemico. Bisogna essere molto chiari nel dire questo, e quindi tutte quelle situazioni che prevedono un assembramento, quindi persone che stiano molto vicine, persone che si mescolano perché arrivano da realtà molto diverse tra di esse, parliamo anche delle situazioni di vacanza, insomma quelle che abbiamo visto realizzarsi dalla notte dei tempi, e senza l'utilizzo di mascherine e trascorrendo tanto tempo in questo, diciamo, miscuglio di persone, lì ci possono essere persone asintomatiche o lievemente sintomatiche positive che giocoforza andranno a infettare persone che non sono ancora vaccinate. Anche se si è all'aperto, questo intendevo dire. Anche se si è all'aperto, se si è molto assembrati, la probabilità all'aperto è molto più bassa rispetto al chiuso, è chiaro questo, per cui se si deve partecipare ad un assembramento in cui il distanziamento o l'uso della mascherina sono resi difficoltosi, è meglio stare all'aperto e sarebbe meglio stare meno tempo possibile. In questo scenario si è parlato molto, le discoteche come possono ripartire? Solo col Green Pass? Assolutamente sì, lo abbiamo imparato l'estate scorsa e abbiamo visto che quella tabella descrive la discoteca come uno dei luoghi potenzialmente a rischio. Questa invece tabella, quella finale, cosa ci racconta? Quella finale ci racconta che in attesa di completare il ciclo vaccinale noi dobbiamo sempre tenere presenti queste tre regole. L'abbiamo già richiamato altre volte, non ci stancheremo mai di farlo. La detersione delle mani è importantissima, perché poi magari ci si tocca tra persone e magari dopo portiamo le nostre mani verso le mucose, verso la bocca, verso il naso, verso gli occhi, e abbiamo imparato che questo è uno dei metodi con i quali si va a contagiarsi. Il distanziamento interpersonale resta fondamentale e l'uso della mascherina ormai lo abbiamo conosciuto tutti. E infine anche vogliamo rimarcare questo messaggio, che se una persona si infetta con una quantità di virus minimo si ammala poco, e quindi queste misure quantomeno aiutano, se non a scongiurare completamente il contagio, magari ad avere un contagio che non comporti la necessità di andare nuovamente ad intasare gli ospedali e a porre a rischio la vita. È stato come sempre chiarissimo, molto chiaro nella sua esposizione, la ringrazio davvero, dottor Guerriero. L'ultima cosa che le chiedo, approfitto della sua esperienza, si è parlato mesi fa perché per primi a Padova ci fu questo esperimento, chiamiamolo così, ci fu questa prima volta di 2 donne, medico, che fecero il vaccino in gravidanza. Il dibattito resta aperto su questo o ci sono passi avanti? Il vaccino in gravidanza, molti si chiedono, rischioso o meno? Cosa può dire? Guardi, io credo che dati a sufficienza scientificamente validi ancora non li possediamo. Io credo che ogni persona che abbia qualche dubbio rispetto alla sua condizione relativamente al vaccino, bene farebbe a parlare con il suo medico di base, un medico di famiglia, che conoscono i loro assistiti benissimo e che può dare le indicazioni caso per caso. Ed è la risposta, credo, più equilibrata. Grazie davvero, grazie e buon lavoro. Ci risentiremo allora nelle prossime settimane per capire questo andamento del Covid. Grazie davvero, grazie e buon lavoro. Allora, ha parlato anche il nostro ospite della Movida, dicendo resta sempre un rischio di partenza di focolaio. Stiamo arrivando al primo weekend in zona bianca, l'appello dalle parti dei vari sindaci soprattutto dei grossi centri storici, come ad esempio a Padova. Allora vediamo Padova come si prepara al primo weekend in zona bianca. Primo weekend di zona bianca, che cosa significa? Non ci sono più le restrizioni, non c'è più il coprifuoco, ma
ci sono i protocolli e le linee guida anticontagio che tutte le attività devono seguire ancora alla lettera, ed è importante che questo sia fatto. L'invito ad osservare le regole viene ribadito dall'amministrazione comunale, che sottolinea la necessità di collaborare tutti. Da un lato i cittadini nell'approccio responsabile in un clima di riaperture, dall'altra gli esercizi in quella sorta di vigilanza attiva dei locali. E poi le forze dell'ordine a garantire il rispetto delle regole per far sì che il virus possa essere messo alle spalle. Sì, c'è ovviamente un protocollo di sicurezza che è quello che è previsto dalla prefettura con tutte le forze dell'ordine. La polizia locale di Padova fa parte di questo sistema coordinato dalla prefettura che garantirà la sicurezza e il presidio dei luoghi più caldi. Ovviamente ci sono tante attività e noi consigliamo a queste attività di farlo, che si premuniscono anche di una sicurezza privata, di vigilantes che aiutano a far sì che si mantengano comportamenti corretti. Allora, questi sono ovviamente l'appello dell'assessore Bressa a Padova, è un po' l'appello di tutte le autorità, delle istituzioni in questi giorni, proprio in vista del primo weekend in zona bianca. Allora, siccome fra pochissimo inizia, diciamo, la parte più politica della nostra trasmissione, la parte finale della edizione straordinaria, farei così, chiedo alla regia se possiamo anticipare il blocco pubblicitario e poi, prima di passare alla parte politica, volevo mostrarvi direttamente dalla pubblicità, quindi partirà il servizio, delle parole strazianti del papà di Matteo Cecconi, il 18enne di Bassano, che è morto suicida qualche tempo fa, lo ricorderete, una storia terribile. Era in DAD, ma una pausa della DAD, ma soprattutto è emerso questa community sotto la lente adesso di ingrandimento della polizia postale che istigava i giovani al suicidio. Allora, la pubblicità, poi vedremo questo servizio sul 18enne di Bassano e poi la nostra pagina politica. Matteo Cecconi aveva compiuto 18 anni l'8 marzo, un ragazzo solare, un sorriso coinvolgente, 1000 interessi che riempivano la sua giovane vita. Lo studio all'ITIS Fermi di Bassano, dove era anche rappresentante d'istituto, la passione per lo sport, ma anche per la lettura dei classici, i tanti amici, l'amore per la famiglia. Ma tutto questo non ha impedito ad un male oscuro di crescere pian piano dentro di lui, un male che l'ha spinto fino alla decisione più estrema, quella di togliersi la vita. Matteo lo ha fatto il 26 aprile, si è avvelenato con il nitrito di sodio durante la DAD. Ora emergono particolari tremendi di questa delicatissima vicenda. Non era solo Matteo finché poneva fine alla sua esistenza. Era collegato in chat con una decina di ragazzi, tutti iscritti ad un sito, una vera e propria chat del suicidio con 17.000 seguaci in tutto il mondo. È proprio il papà di Matteo, Alessandro, a raccontarci quello che ha scoperto. Sono dei facilitatori, delle persone che ti supportano in un momento in cui dovresti essere invece ascoltato e dissuaso, in cui il momento che dovrebbe essere superato, e loro invece ti spianano alla strada perché ti aiutano a fare quello che vuoi fare. Matteo la scelta l'aveva sicuramente maturata, ma trovare l'appoggio, trovare le persone che la pensano come te sicuramente ti consolidano una scelta e ti impediscono il passo indietro, il ripensamento, l'attimo di incertezza che magari ti dà il tempo di maturare una scelta diversa, di trovare una motivazione diversa, di rinunciare. Matteo si era iscritto al sito il 13 aprile, pochi giorni prima di morire, un sito che istiga al suicidio. Questo emerge chiaramente dai messaggi del giovane bassanese e degli altri partecipanti. In chat con lui c'erano 8-10 persone e a un certo punto mi pare che fossero addirittura 13 persone e nessuna di queste ha in qualche modo cercato di dissuaderlo e tutti l'hanno
diciamo, appoggiato e confortato nella sua scelta. Noi abbiamo letto i messaggi, Matteo ha detto sto per farlo, adesso gli faccio una sintesi e loro gli hanno detto troverai la pace, fratello stai facendo la cosa giusta. Ad interrompere la piattaforma della morte, la Procura di Roma, che ha disposto l'oscuramento del sito dopo la morte di alcuni giovani nella capitale. Siamo risaliti che ci sono almeno 4 casi, ma probabilmente un quinto di giugno, che ci sono legati dall'uso della stessa sostanza e dall'essere presenti in questo sito. C'è per esempio un gruppo di discussione in Inghilterra di genitori che cercano di fermare questo sito e questo tipo di siti, e noi abbiamo idea di portare avanti questa cosa qui, di chiudere e di impedire che questi siti possano operare, se possibile evitare la vendita libera e il libero commercio del sodio nitrito, ma consentire la vendita solo a professionisti, e siamo per l'identità digitale, per cui chi va in internet dovrebbe essere responsabile delle proprie parole, delle proprie azioni ed essere riconoscibile. Davvero drammatica, non si può davvero morire a 18 anni, non si può morire mai a 18 anni, tantomeno per questo. Saluto e ringrazio Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. Al suo fianco, tecnologicamente parlando, Fabio Chies, Forza Italia, buongiorno. Buongiorno. Si sta per raggiungere via Skype anche Giacomo Possamai del Partito Democratico, che è in treno, oggi è la giornata dei treni, per cui va così. Speriamo che non salti il collegamento Skype con Giacomo Possamai. Allora, prima di parlare di politica, visto che abbiamo visto questo servizio, insomma, davvero una tragedia, davvero un dramma, necessario ancora una volta porre l'attenzione sulle tecnologie per i giovani. Montuori. Guardi, sono cose che fanno accapponare la pelle e mi fanno rabbrividire. Io dico che il vomitatoio che è internet andrebbe sempre di più messo sotto il controllo dei governi, perché può sembrare una censura, ma di fronte a Google che ci controlla quali sono i nostri gusti in termini di cibo, in termini di vestiti e in termini di tutto quello che sono i nostri comportamenti, vedere che questi giganti del web non riescono a bloccare questi siti che vanno ad incitare un ragazzo di 19 anni al suicidio, penso che la cosa sia semplicemente vergognosa. Penso che la polizia postale, ma soprattutto che sia un'operazione che i governi fanno, che la Commissione europea deve intervenire su chi permette che siano aperti siti internet che incitano al suicidio, ma come a tante altre cose, perché davvero è diventato, il mondo del web è diventato una cosa che non ha più alcun senso, e non ci vengano a dire che non riescono a controllare queste cose, perché ci controllano, ripeto, i gusti alimentari, cosa ci piace vestire, ci comunicano ogni volta quello che siamo in grado di fare. Che controllino e oscurino questi siti non appena nascono, è perché penso sia un dovere etico e un dovere morale farlo e chiederlo come politica. Chies, peraltro, non solo i siti web davvero da brividi, come diceva Montuori, ma anche i social, no? Poi sono veicolo di situazioni, minacce, insulti, fake news che poi colpiscono anche voi amministratori. Voi conoscete bene questo strumento, in quanto spesso e malvolentieri vittime della situazione, è così? Beh, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Montuori. È assurdo che un ragazzo muoia così a 18 anni, è ancora più assurdo che esistano dei siti che accompagnano queste scelte. Qui dobbiamo intervenire pesantemente, dobbiamo far capire che una cosa è la censura, che nessuno di noi sicuramente vuole. Cosa assolutamente differente è cercare di porre limite a situazioni assolutamente indegne come quelle che si stanno verificando. Questi siti devono essere oscurati come vengono oscurati altri siti, perché va bene la libertà di informazione, ma non dobbiamo assolutamente
confondere quella che è la libertà di informazione, che è sacrosanta, con l'istigazione al suicidio, l'istigazione a compiere atti di violenza, che non è assolutamente concepibile in una società come la nostra. Per quanto riguarda Facebook, devo dire che i leoni da tastiera sono tanti, poi quando li incontriamo per strada abbassano lo sguardo, cambiano idea, ma purtroppo è troppo facile esprimere le proprie idee con grande maleducazione, senza alcun senso dell'equilibrio, e ci troviamo ad essere insultati tutti quanti giorno dopo giorno. Ripeto, per quanto riguarda gli amministratori locali, in un certo senso abbiamo la scorzatura, siamo occupati, però dispiace lo stesso vedere che ci sia gente che impunemente può offendere qualcuno che magari ci mette il massimo impegno. Parlo anche di semplici consiglieri comunali che a fronte di nessun stipendio si occupano della propria amministrazione e poi si trovano insultati sui social da gente che non fa niente tutto il giorno, perché ricordiamo poi la gente che si diverte ad insultare è la prima che non fa nulla. Saluto e ringrazio anche Giacomo Possamai che ci ha raggiunto, buongiorno. Eccoci qua. Allora, sì, la sento. Lei è in treno, vero? Mi conferma? Benissimo. Mi sentite? Io vi sento bene. Benissimo, sta tornando in treno da Roma? Sto rientrando da Roma. Perfetto. Allora, chiudiamo il cerchio. Abbiamo iniziato perché abbiamo visto per adesso il servizio, insomma, con le parole anche molto forti del papà di Matteo Cecconi, quel ragazzo di Bassano del Grappa che purtroppo si è tolto la vita, istigato a farlo anche da un sito web. Si diceva i governi devono intervenire di più su questo, si rischia di parlare di censura. Come si può bloccare questa situazione, queste situazioni che poi portano a un ragazzo di appena 18 anni, magari in difficoltà ma anche momentanea, e le difficoltà per i ragazzi sono tante ma sono tutte superabili, ad arrivare a un gesto del genere? Esistono già oggi normative ovviamente sulla violenza, sugli insulti, su tutto ciò che è, diciamo così, attacco personale sul web. Il punto è che evidentemente si tratta di una fattispecie che corre più veloce rispetto alla capacità legislativa e soprattutto è passato un pericolosissimo, diciamo così, messaggio, cioè che quello che avviene sul web sia diverso da quello che avviene nella vita reale. E invece quando si insulta, quando si attacca, quando si offende sul web è esattamente come se lo facessimo in una piazza di una delle nostre città, cioè la piazza virtuale non è diversa dalla piazza reale. Per questo, per esempio, io dico da sempre che quando ci sono attacchi, insulti pesanti, offese sui social è necessario denunciare, perché l'idea che lì si possa fare quello che si vuole è quanto di più pericoloso esista, perché poi, come diceva lei, magari ci sono persone che hanno fragilità o che comunque subiscono maggiormente questo tipo di attacchi che come effetto hanno poi quello di per togliersi la vita o in ogni caso di subire in maniera particolarmente pesante queste offese, per cui chi magari è più solido, ha più forza, subisce di meno, ha comunque il dovere di denunciare, perché deve passare il messaggio chiaro che il web non è tana libera di tutti, ma è un luogo dove ci sono delle regole e queste regole devono essere rispettate. Allora, veniamo adesso a parlare della situazione Covid, poi torneremo a parlare anche di altre situazioni. C'è un dibattito anche che si è aperto ad Arzignano sulla mancata cittadinanza a Liliana Segre. Prima però torniamo un po' sulla questione Covid. Allora, notizie di queste ore, purtroppo la morte di questa 18enne di Sestri Levante nel Genovese, aveva fatto il vaccino di AstraZeneca all'Open Day. Ovviamente lo ribadiamo per l'ennesima volta, la correlazione è tutta da verificare, ma è chiaro che questo è un'altra impasse per il vaccino più contestato. Le regioni un po' contestano il CTS. Sappiamo che il Veneto dall'inizio fortunatamente insomma, ha tenuto una linea prudenziale, quindi è rimasta sul quanto diceva l'AIFA, cioè meglio per gli over 60, quindi non si vaccina con AstraZeneca per gli under 60, però certamente è un altro indizio di una situazione che non è ancora chiara a livello comunicativo probabilmente del CTS. Possamai? Sì, quella di AstraZeneca è forse la pagina più complessa di quelle che abbiamo vissuto in questi mesi, non soltanto per i fatti
di questi giorni. Continuiamo a sottolineare però un aspetto importantissimo, anche perché ci sono tantissime persone che con AstraZeneca si sono già vaccinate, ed è che si tratta di casi assolutamente non limitati di più, cioè si tratta di casi percentuali su 1 milione, e quindi è veramente, insomma, anche fosse dimostrata la correlazione, che è tutta da dimostrare, parliamo di effetti collaterali su pochissime persone. È evidente che anche solo una persona che perde la vita a causa della vaccinazione è un dramma, però posto, ripeto, che è da dimostrare che sia così, parliamo di casi assolutamente limitati, e questa è la premessa. Dopodiché, come ha fatto finora sempre il CTS, mi immagino che si sceglierà la via prudenziale, e quindi che a minuti, a ore, diciamo così, uscirà il provvedimento che consiglierà, credo, per gli under 60 l'utilizzo, e quindi si ritornerà un po' a quello che si diceva ancora qualche mese fa. Dopodiché, ripeto, stiamo sempre nell'ottica del ragionamento per cui parliamo di ridottissimi casi su milioni e milioni di vaccinazioni. Certo, questo è bene sempre ribadirlo, purtroppo però poi il contraccolpo psicologico va al di là poi dei dati concreti. Montuori. Sì, certo, perché comunque la morte di una 18enne sicuramente colpisce. È quello. È evidentemente quello, vedere che una ragazza, tra l'altro, che credeva nel vaccino e che è andata a vaccinarsi proprio per combattere il virus, che poi subisce le peggiori delle cause che si possono subire dalla somministrazione di un vaccino, è scioccante. Credo che la prudenzialità della Regione del Veneto sia corretta. È vero anche che comunque i casi gravi di AstraZeneca sono 1 ogni 100.000, purtroppo sappiamo che, come tutte le medicine e tutto quanto si assume, può riscontrare, anche se in percentuale bassissima, può portare a conseguenze gravi. Questo secondo me non deve comunque fermare assolutamente, certo, che ci si debba vaccinare, e che probabilmente prima ci si vaccina e prima si pone fine a tutto questo. Anche, ogni tanto qualche medico Covid, mi ricordo un amico medico Covid, dice: guarda che i casi di morte per aspirina sono quelli. La mia risposta è sempre: certo, se non hai tuo figlio. Purtroppo dividere l'aspetto della vita da quello poi del mantenere la vita sana a più persone è sempre razionalmente sempre difficile prendere una posizione. Chies. Ma guarda, io penso che la vaccinazione sia l'unico modo per uscire da questa pandemia e tornare a una vita normale. Abbiamo passato le 500.000 vaccinazioni al giorno, con un lavoro immenso da parte del governo, del generale Figliuolo, ma anche di tutti i volontari che ci sono ai centri Covid. Io ho fatto il vaccino 2 ore fa, insomma, mi sembra che sia tutto molto efficiente, molto veloce. Certo, ci sono dei rischi, si sta parlando di un vaccino, si sta parlando però anche di una pandemia che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo, per cui dobbiamo riportare tutto nella giusta dimensione. Il vaccino bisogna farlo, poi anche lì Facebook si è scatenato, i social si sono scatenati, sembra che siamo diventati tutti virologi. Io penso che il vaccino vada fatto, che nessuno di noi probabilmente abbia le cognizioni scientifiche per poter dire quale vaccino è migliore di un altro, ma sappiamo tutti, come per ogni medicina che andiamo ad ingerire, per ogni farmaco che utilizziamo, ci sono sicuramente delle controindicazioni. Poi, ripeto, dispiace quando capita a una persona di 18 anni, quando vediamo queste situazioni, però dobbiamo pensare innanzitutto di capire se esiste una correlazione. Il secondo punto, dobbiamo pensare a tutte quelle persone che si stanno salvando con il vaccino. Ricordiamo cosa è successo nelle case di riposo, andiamo a vedere oggi qual è la situazione delle case di riposo, con tutti gli anziani che sono stati vaccinati e che oggi fortunatamente non siamo più nella situazione di assistere a tutti i feretri all'esterno delle case, come succedeva invece nei momenti in cui la pandemia era al massimo. Dobbiamo sempre ribadirlo questo, la percentuale dei decessi è tutto da stabilire in relazione al vaccino, è dello 0,000, quindi siamo veramente in ambito infinitesimale rispetto poi agli altri decessi, quindi insomma è una cosa da ribadire. Peraltro vi leggo anche una cosa dell'ultima ora sul sito di Repubblica che dà uno sguardo ancora più profondo su quanto accaduto a Sestri Levante e che
come dire, approfondisce in modo anche forse di svolta quanto accaduto. I NAS sono al lavoro per stabilire appunto quanto accaduto con il caso della ragazza, stanno acquisendo cartelle cliniche e relazioni degli ospedali dove è stata ricoverata Camilla, a Lavagna e a San Martino. Dai primi documenti già acquisiti dalla Procura di Genova emerge un aspetto di notevole interesse per gli investigatori che indagano per omicidio colposo a carico di ignoti. La 18enne infatti era affetta da piastrinopenia autoimmune familiare, quindi aveva una malattia autoimmune che comporta una cronica carenza di piastrina. La stessa reazione associata ai trombi cerebrali osservata dall'AIFA in una somministrazione di AstraZeneca ogni 100.000 dosi iniettate in Italia. In più la ragazza assumeva una terapia ormonale. Ora i PM vogliono capire se quando Camilla si è presentata a fare il vaccino lo scorso 25 maggio la piastrinopenia sia stata menzionata al momento di compilare la scheda anamnestica. Inoltre se la ragazza e la famiglia hanno dichiarato questo al pronto soccorso di Lavagna. Poi bisogna capire se i medici hanno accertato ciò attraverso gli esami del sangue. Non è una cosa di secondo piano questo che stanno accertando i NAS, perché se la ragazza era affetta da una malattia autoimmune, l'errore, se errore c'è stato, potrebbe essere un errore di comunicazione. Allora questo non c'entrerebbe con il vaccino, quindi è ovviamente come tutti i fatti, esistono i fatti, poi ci sono i fatti da approfondire, quindi i vari aspetti delle vicende che ovviamente continueremo a seguire anche un po' così per tenervi aggiornati. In tutto questo ieri il Presidente del Veneto Zaia ha presentato il nuovo piano sanitario regionale che guarda insomma guarda alle prossimi mesi, alle prossime settimane e anche all'autunno con estrema prudenza, quindi il tracciamento che viene non solo non abbandonato ma addirittura potenziato. Chies, come lo vede questo piano sanitario? Beh, diciamo innanzitutto che la Regione Veneto si è sempre distinta per l'eccellenza del sistema sanitario, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, ma lo viviamo anche tutti i giorni con le nostre esperienze personali e familiari. Sicuramente il nuovo piano del Veneto va ancora a potenziare di più l'assistenza verso il paziente da curare, ma soprattutto le cose importanti riguardano tutto quella che è l'organizzazione. L'organizzazione è un'organizzazione capillare che sta anche cercando di diventare più efficace possibile, perché cambiano i tempi, cambia anche il modo di curare i pazienti. Oggi con l'anamnesi, con la capacità, purtroppo, e ti ringrazio prima per la velocità con cui sei riuscito a dare la notizia, la cosa più importante oggi è ricostruire la scheda personale di ogni paziente. E più digitalizziamo il sistema sanitario, più riusciamo ad evitare che ci siano problemi di incongruenze o problemi dovuti alla vita storica, al vissuto di ognuno di noi. Si sta andando in questa direzione, anche questo piano sanitario la potenzia, io penso che sia la direzione giusta, è l'unica direzione possibile per una regione che tra l'altro è una regione leader in Italia e nel mondo a livello sanitario. Sappiamo che da noi vengono a curarsi abitanti di tutta la penisola, ma anche gente che arriva dall'estero. Dobbiamo continuare a spingere in questa direzione, lo sta facendo il Presidente, lo sta facendo il Consiglio regionale, penso, ripeto, che torneremo e continueremo ad essere punti di riferimento. Possamai ha dato un'occhiata insomma al nuovo piano sanitario regionale, poi parliamo anche ovviamente della commissione d'inchiesta Covid che è stata, come dire, licenziata, ha avuto il via libera definitivo del Consiglio regionale che avrà il suo esito a novembre, ma cosa dice del piano sanitario? Che c'è un punto su cui insistere moltissimo, che è quello del tracciamento, nel senso che uno dei grandi errori che abbiamo commesso non soltanto in Veneto ma in larga parte d'Italia tra la prima e la seconda ondata è stato proprio quello di aver abbandonato o comunque rallentato perlomeno l'attività di tracciamento nel momento in cui il virus era meno diffuso, quindi penso in particolare all'estate scorsa. Oggi è più facile ovviamente rintracciarlo, perché ci sono molti meno casi e quindi più che più facile è necessario rintracciarlo, perché isolare i focolai, visto che sono molte di meno le persone che in questo momento sono contagiate, è più facile e quindi è necessario farlo, perché la vera paura naturalmente è che in autunno riparta un'ulteriore ondata con la fine dell'estate ed è quello che dobbiamo scongiurare in ogni modo. Per scongiurarlo dobbiamo avere chiara la situazione sotto gli occhi e quindi avere il più possibile un quadro chiaro di com'è in questo momento. Per far questo serve il tracciamento. Montuori.
vaccinate. Credo che appunto il piano vaccinale, il piano regionale sulla sanità tocchi gli aspetti sempre ancora legati al Covid e quindi si parli sicuramente di tracciamento, perché quello che non dobbiamo trascurare, secondo me è un elemento importantissimo, che il Covid in questo periodo non si è trascinato dietro solo le conseguenze di chi si ammalava del virus, ma si è trascinato dietro anche tutta una serie di ritardi e che la Regione Veneto adesso sta tentando di recuperare rispetto a tutti quelli che sono gli ammalati con altre patologie che sono stati lasciati indietro. Io ho letto alcuni dati, sono dati preoccupanti, quindi è evidente che prima si anticipa il problema di nuovi con il tracciamento di nuovi contagiati e prima si permette di recuperare tutto quel gap che si è creato durante la pandemia di visite, accertamenti, cure per tutte quelle persone che negli ospedali non sono potute andare a causa del virus. Per cui tracciamento sicuramente sì, vaccinazioni sicuramente sì, per poter permettere anche a tutte quelle persone che hanno altre patologie, anche in molti casi gravi, di curarsi, di ritornare ad entrare in ospedale per poter avere le cure. Per cui tracciamento assolutamente e vaccini assolutamente, per evitare che a settembre ci si ritrovi nelle situazioni dello scorso anno. Questo credo che sia la direzione giusta che ha preso la Regione del Veneto. Questa settimana intanto il Consiglio regionale ha dato il suo voto, insomma il via libera alla commissione d'inchiesta Covid, dopo appunto che si è trovata la quadra insomma tra maggioranza e opposizione per questa commissione che, lo ricordiamo, dovrà in qualche modo indagare, dovrà raccontare nel dettaglio la gestione della pandemia in Veneto, soprattutto riferita alla seconda ondata. Montuori, riparto da lei. Esito finale a novembre, ce n'era bisogno? È necessario comunque fare una storia di quanto accaduto? Cosa dice? Guardi, non ce n'era bisogno, ma se serve a chiarire ancora di più quello che è stata la gestione di una regione come il Veneto della pandemia, ben venga. Non credo davvero ce ne fosse bisogno. La commissione servirebbe a Roma, perché lo cito ogni volta che viene fatta questa domanda, dove grazie a Fratelli d'Italia e all'onorevole Vignami sono stati desecretati gli appunti del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministro Speranza durante la pandemia, che poi vengono derubricati da puntini, ma insomma adesso scopriremo bene invece cosa è successo a Roma. Per quanto riguarda il Veneto, credo si sia comportata, i dati lo dicono, come sia classificata tra le regioni di eccellenza rispetto alla pandemia. Ma se qualcuno vuole una commissione, e penso che Zaia stesso lo dica, si faccia la commissione sul problema, così ci sarà ancora più chiarezza e si metterà un ulteriore punto fermo. Possa mai, quel qualcuno siete voi? In realtà è stata voluta anche dalla maggioranza la commissione, è evidente che l'abbiamo chiesta, noi l'abbiamo chiesta con forza perché è evidente che nella seconda ondata in Veneto molto non è andato, poi si può ragionare sulle motivazioni, sulle cause, ma che il Veneto abbia avuto il quadruplo dei decessi nella seconda ondata rispetto alla prima è un dato di fatto e quindi noi pensiamo che valga la pena di capire che cosa è successo, di approfondirlo, ovviamente di approfondire le scelte politiche, perché non è un tribunale la commissione d'inchiesta, se ci sono aspetti legati a responsabilità, diciamo così, giuridiche, ci pensano i tribunali, a noi interessa approfondire dal punto di vista politico le scelte perché non accada più, cioè perché facciamo patrimonio di quello che è successo per la sanità del futuro e perché ci troveremo comunque nei prossimi mesi a discutere di come riformare il nostro sistema sanitario e quindi far tesoro degli errori e delle scelte fatte secondo noi è fondamentale. Cosa dovrebbe emergere secondo lei da questa inchiesta, da questa commissione d'inchiesta? Cioè qual è l'elemento cardine secondo lei che dovrebbe emergere? Ma sono tanti perché verranno invitati in audizione tutti i principali soggetti, sia i dirigenti della regione, sia esperti, le categorie dei medici, le associazioni familiari, quindi dal tema per esempio dell'utilizzo dei tamponi di prima e seconda generazione anche per fare il testing sui sanitari, quindi sui medici, fino all'aspetto delle restrizioni in Veneto, quindi la famosa questione delle zone gialle, arancioni, rosse, come il Veneto ha con grande, diciamo così, forza, decisione percorso la strada di L'abbiamo persa per un attimo, vediamo se si ripristina il collegamento. Oggi coi treni
Oggi è la giornata dei treni, vediamo se si ripristina il collegamento con Possamai. Allora, torniamo da Possamai fra pochissimo. Chiesi intanto? Torniamo subito da Possamai appena il collegamento si ripristina. Io sono dell'avviso che non servisse assolutamente una commissione di questo tipo, poi insomma se c'è da fare chiarezza nessuno nega le commissioni, però farla non ha alcun senso perché abbiamo visto come si è comportato il Veneto durante questa crisi e soprattutto bisogna rendere merito e dire grazie a tutti quegli operatori che si sono instancabilmente adoperati, scusate il gioco di parole, per cercare di venire fuori da una situazione che era una situazione di cui nessuno sapeva, tra l'altro, prendere il bandolo della matassa, anche perché era impossibile, una pandemia che ci è arrivata tra capo e collo non solo nel Veneto ma in Italia e nel mondo, per cui stiamo parlando solamente di operatori, parliamo anche di politici, di tutti coloro che hanno preso le decisioni, che si sono presi la responsabilità in un momento in cui pochi volevano prendersela, per cui poi andare a mente fredda ad analizzare tutte le scelte è un esercizio che a me non piace per nulla, anche perché rischiamo a mente fredda di andare a analizzare scelte che le persone hanno preso in buona fede nel momento in cui andavano prese, in cui ci voleva un gran coraggio a prenderle. Per cui dal mio punto di vista bisogna solo dire grazie a queste persone, dire che il Veneto è riuscito a dare una risposta incredibile in un momento in cui tutto il mondo ci guardava. Ricordo che l'Europa, che prima aveva minimizzato la situazione anche banalizzandola, poi ha fatto i complimenti al Veneto e all'Italia per come ci siamo comportati. Torniamo a Possamai, se riusciamo a ripristinare il collegamento Skype. Lo abbiamo? Chiedo alla regia. Eccolo qua. Lo vedo. No, è ancora bloccato. Allora, restiamo sul tema Covid, poi cerchiamo di ripristinare il collegamento con Possamai. In tutto questo siamo arrivati al primo weekend di zona bianca, il primo weekend davvero in zona bianca, e allora ci chiediamo, insomma tutti si chiedono, sono gli appelli a evitare ovviamente quel liberi tutti che nessuno vuole. D'altra parte però ci sono i bar, ci sono i ristoranti, insomma, che cercano di poter ripartire. Anche questo è un elemento, insomma, di attenzione. Allora lo chiedo a Possamai, così conclude il suo discorso sulla commissione Covid, su cosa dovrebbe emergere sui molteplici effetti, elementi, e poi anche una battuta sul questo weekend, il primo weekend di zona bianca, che un po' allarma i sindaci che hanno già cominciato un po' a fare qualche ordinanza anti-alcol, eccetera. Possamai. Chiudendo il discorso di prima, dicevo, c'è il tema ovviamente delle restrizioni, quindi della mobilità, c'è la famosa questione delle terapie intensive, ci sono tanti temi da approfondire. Su quello che diceva Chies prima, tutto vero, è stata una pandemia assolutamente imprevista e di grandissimo impatto e tutti siamo stati impreparati, per questo noi ci concentriamo sulla seconda ondata. Niente, non riusciamo a sentirlo. Allora, facciamo così, cerchiamo di ripristinarlo nuovamente, intanto mettiamo in coda le risposte. Montuori, si avvicina il weekend in zona bianca, gli appelli degli amministratori sono notevoli, sono molteplici, che dire, dall'altra parte c'è chi vuole anche lavorare però. Certo, scusi, mi lasci dire solo una cosa rispetto alla Commissione, non è che l'ha voluta anche il centrodestra dice la volete, siccome non abbiamo male non fare, paura non avere, la facciamo molto serenamente per dimostrare che non ci sono stati problemi. Le commissioni però si fanno quando c'è qualche dubbio, perché per avere le analisi sono sufficienti i dati delle ASL, i dati delle università, i dati di tutte le agenzie che si stanno interessando ai dati del Covid, quindi comunque va benissimo anche la Commissione. Rispetto alla sua domanda, dico, è normale che oggi ci sia da parte delle persone che sono state per molto tempo costrette a restrizioni, che da parte delle persone, degli operatori che a causa di quelle restrizioni hanno faticato ad arrivare a fine mese, ci sia la volontà di sentirsi un po' più liberi e di poter lavorare, chi di poter uscire. Ci vuole comunque ancora un po' di controllo, perché come vediamo in qualche caso, anche se pur limitati, ci sono ancora,
e quindi sappiamo che stare vicini e stare a stretto contatto può ancora trasmettere il virus. Finché la copertura vaccinale non è più ampia, qualche attenzione sarà sicuramente necessaria. Dall'altro lato è comprensibile che chi fa il ristoratore, che è stato per mesi chiuso, tra l'altro a molla perché apri, chiudi 4, 5, 6 posti con tutte le difficoltà del caso, abbia anche voglia di poter lavorare e di riprendere la vita normale. Credo sia assolutamente concepibile. Dall'altro lato le amministrazioni devono fare il loro, cercando di dare un segnale di attenzione comunque. Assolutamente sì. Chies? È comprensibile la gran voglia di ripartire da parte degli esercenti, bar, ristoratori, tutti coloro che insomma hanno subito pesantemente la questione economica relativa alla pandemia. È anche vero che in questo momento riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. La discriminante tra quest'estate che si sta avvicinando e l'estate del 2020 è sicuramente la vaccinazione. Noi dobbiamo accelerare, come stiamo facendo sul piano delle vaccinazioni, per permettere comunque a loro di riaprire in sicurezza. Poi io non ne farei tanto una distinzione tra le amministrazioni che devono controllare, gli esercenti che devono aprire. Io penso che è il momento di fare comunità, di stare tutti assieme, di dire che le amministrazioni debbono accompagnare gli esercenti, i bar, i ristoranti nelle riaperture. Dobbiamo fare squadra tutti assieme perché queste riaperture possano avvenire in massima sicurezza. Molti degli esercenti sanno benissimo di doverlo fare con cautela perché non vogliono che si crei nuovamente uno stop. Il dramma sarebbe chiudere nuovamente. Ecco, penso che in questo momento bisogna riaprire con calma, andare sempre verso un miglioramento costante fino ad arrivare ad una normalità che io spero ci sia veramente per l'estate e poi per l'autunno. Bene, vediamo se possa mai di nuovo collegato. Mi informava via WhatsApp intanto che era in una zona di gallerie, quindi forse siamo usciti dalle gallerie? Ci provo, ecco, ci siamo. Allora, chiudiamo. L'Italia è piena di montagne. Certo. Sulla zona bianca sì. È una buona notizia, cioè io non la vivrei con ansia, una buona notizia finalmente. È evidente che i sindaci siano preoccupati che vengano mantenute le norme sul distanziamento, ma finalmente si riparte. Ecco, memori dell'esperienza dell'estate scorsa, cerchiamo di ripartire con la testa e quindi di vivere le nostre città, di uscire, ma di non dimenticarci che il Covid è ancora tra noi. Allora, adesso vi faccio vedere un'altra cosa per commentarla insieme. Non c'entra con il Covid, parliamo di politica in senso stretto, o meglio, è un dibattito che è nato già più volte discusso e affrontato nei mesi scorsi e non solo, che è ripartito da Arzignano che decide il comune di non dare la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, perché dice non c'entra nulla con la nostra storia. Ovviamente ne nasce anche una polemica e un dibattito ancora una volta. Allora vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Liliana Segre, un simbolo, una donna con una storia importante da raccontare, da ricordare, perché non ci siano più olocausti, non ci siano più Shoah, orrori di ideologie assolutiste, antidemocratiche, violente. Oggi Liliana Segre ha ricevuto ripetuti riconoscimenti, l'ultimo è la cittadinanza onoraria di Vicenza e molte altre sono le onorificenze che giustamente ha raccolto in questi anni, ma non obbligatoriamente, non dappertutto. Arzignano, per esempio, ha scelto di non riconoscere la cittadinanza a Liliana Segre. La questione per noi è molto chiara. 1. Crediamo che la cittadinanza onoraria debba essere sempre legata in qualche modo alla città e non debba essere data solo per meriti universali, come oggi c'è scritto nel regolamento. Siamo pronti quindi a proporre il cambio del regolamento per evitare il proliferare di proposte non correlate in nessun modo con la nostra città. Queste le motivazioni che hanno portato a una scelta diversa. La cittadinanza onoraria va data a personaggi legati alla cittadina vicentina. Da questa vicenda però nasce uno spunto, realizzare un elenco dei deportati di Arzignano a cui sarebbe bello dedicare un monumento. Lo spunto della proposta ci dà l'opportunità di avviare la costruzione di un elenco dei deportati arzignanesi nei lager, cosa che ad oggi manca e diventa sicuramente una priorità amministrativa. Allora, così l'assessore di Arzignano, Possamai, che dice?
Io l'ho già detto chiaramente e pubblicamente, per me in questo momento è un messaggio terribile il fatto di non aver dato la cittadinanza. Ho visto che a Costituzione si è allineato anche Pier Antonio Zannetti, senatore di Forza Italia, mi sentite? La sentiamo. Ok, no, dicevo trasversalmente, nel senso che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tante città hanno deciso di dare la cittadinanza a Liliana Segre, però per dare un messaggio in cui i rigurgiti, anche proprio legati alla propaganda fascista e nazista, si sono fatti sentire tante volte. Ha un valore simbolico fortissimo il fatto di dare la cittadinanza a Liliana Segre, che per il nostro paese è sostanzialmente un simbolo in questo senso, per cui non si spiega perché Arzignano abbia fatto questa scelta. Tra l'altro Arzignano, ricordo, è la città che ha dato i natali a Capitan Antonio Giuriolo. Antonio Giuriolo è uno dei partigiani più importanti del nostro territorio veneto, e quindi in questo senso ha una storia anche da rispettare. Quindi la Giunta ha fatto una scelta francamente incomprensibile. Mi rincuora che sia una posizione condivisa anche, diciamo così, dalla parte più moderata del centrodestra. E questa proposta, diciamo, alternativa dell'assessore la vede più come un recupero, cercare di recuperare la situazione? Sì, decisamente, nel senso che non vedo perché una cosa escluda l'altra. Tra l'altro segnalo che anche Vicenza, che ha una maggioranza di centrodestra, trazione leghista, Fratelli d'Italia, eccetera, ha deciso recentemente di dare la cittadinanza a Liliana Segre, per cui la scelta di Arzignano è a maggior ragione inspiegabile. Montuori. Guardi, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, la cittadinanza di Liliana Segre può essere data in tutti i comuni italiani, non è questo, non è, insomma, sappiamo chi è, sappiamo quali sono state le sue vicissitudini, quindi se poi deve diventare oggetto di discussione che una persona che ha subito quello che ha subito lei sia da un lato e dall'altro strumentalizzata, secondo me sono cose che lasciano il tempo che trovano, ecco. Per quanto riguarda se si ritiene di dover dare la cittadinanza in un comune, io penso che gliela si possa dare senza nessun tipo di problema, a patto che, ripeto, non sia strumentalizzata né da una parte né dall'altra. Cioè, se non lo fai sei così, se lo fai sei colato. Lei ritiene che sia strumentalizzato anche dall'altra parte, dice? Ma io dico che è svilente per Liliana Segre questo aspetto qui, quindi se fossi un'amministrazione e qualcuno dovesse chiedere che le venisse riconosciuta la cittadinanza, non vedrei il problema. Dall'altro lato non alzerei un polverone nel caso in cui non le venisse riconosciuta cercando di strumentalizzare la cosa. Questa è la mia posizione. Chies? È stato alzato un polverone oppure è comunque giusto ribadire la polemica, secondo lei? Ma guardi, secondo me tutte le questioni che poi diventano questioni ideologico-politiche lasciano il tempo che trovano. Liliana Segre è senatrice a vita della Repubblica Italiana, per cui già lo Stato italiano le ha riconosciuto quello che è, cioè un simbolo per la lotta ad ogni tipo di discriminazione, non solo quella relativa all'olocausto ebraico, che tutti dobbiamo sempre ricordare, perché è fondamentale che la memoria che non si dimentichino mai certe cose, certi orrori sono stati, e per ogni tipo di discriminazione. Poi le scelte di ogni comune sono scelte relative, certamente non possono fare centinaia di procedimenti di liberi di questo tipo, però in questo caso, come dicevano anche gli altri, per me non è assolutamente un problema. Cioè, potrebbe essere sicuramente cittadina onoraria di tutti i comuni, ma come senatrice a vita per me è già cittadina onoraria di tutti i paesi d'Italia. Benissimo, allora pochi istanti di pubblicità, poi davvero gli ultimi minuti. Rieccoci in diretta, l'ultima parte, gli ultimi minuti della nostra edizione straordinaria, molto lunga, iniziata addirittura alle 9:15 di oggi per seguire l'inaugurazione della linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno e poi un viaggio all'interno dell'ospedale di Belluno con la nuova TAC e il nuovo acceleratore lineare. Abbiamo parlato anche di tante altre cose. Siamo alle amministrative, io torno un po' sulle amministrative, so che
le amministrative d'autunno, i politici di professione, o comunque i politici, non dico di professione, ma chi si occupa di questo settore cerca sempre di minimizzare, di dire beh, è ancora tutto molto presto, ma in realtà le macchine si stanno scaldando, i motori si stanno scaldando, per cui chiedo un po' se ci sono, come procede ad esempio nel centrodestra il sistema di alleanze, di accordi, la visione futura, la progettualità per i comuni al voto. Ricordiamo che in autunno al voto ci sono diversi comuni importanti in tutto il Veneto, soprattutto nel Padovano e nel Trevigiano, Conegliano, Montebelluno, Oderzo e Villorba, poi ci sono anche molti altri comuni al voto. Allora, poi con Chies parliamo anche più specificatamente di Conegliano, perché è protagonista insomma di questa cosa, ma vorrei partire con Montebelluna. Montuori, come si trova la quadra su Montebelluna? Per esempio con la Lega, ovviamente. È ancora molto presto. Ecco, lo sapevo. Non riesco a dare oltre questo scoglio, però si discute a Montebelluna, si discute. Si discute a Montebelluna come si discute in tutti i comuni. Io credo che in realtà credo che non mancherà tanto per trovare la quadra un po' in tutti i comuni della provincia di Treviso. Penso che già la prossima settimana qualche incontro lo faremo e avremo una definizione più chiara di quella che sarà la situazione. Tenga conto che Treviso, che è quella che ha in questo momento i comuni più importanti che vanno al voto rispetto al Veneto, cioè il numero di comuni con maggiori abitanti che vanno al voto rispetto al resto del Veneto, è comunque una partita che poi va sul tavolo regionale e anche sul tavolo nazionale. Quindi non ci sono particolari notizie. So che è circolata quella di Montebelluna, insomma, noi abbiamo dato la nostra opinione. Poi, vorrei un candidato di Fratelli d'Italia. Beh, noi vorremo un candidato sindaco nostro, certo. Penso sia normale, insomma, siamo oggi la seconda forza del centrodestra e quindi noi poi chiediamo quello che riteniamo doveroso. Non ne facciamo una questione di vita o di morte, però insomma, siccome anche la politica ha degli aspetti di trattativa, noi riteniamo di essere una forza alla quale potrebbe aspettare un sindaco, questo dico. Questo ovviamente poi lo ha ricordato lei, sono poi partite che si giocano in modo definitivo su altri tavoli, però la voce del territorio, chi sta sul territorio, ha ovviamente il suo peso. Chies, su Conegliano? Sappiamo, insomma, lei scende in campo di nuovo, anche qui però il centrodestra. Innanzitutto do ragione a Giuseppe Montuori quando dice che è giusto che ogni partito porti sul tavolo del centrodestra, che poi deve essere un tavolo sempre aperto, come lo è sempre stato, le proprie legittime aspirazioni. Poi bisogna vedere e cercare di fare sintesi. Noi abbiamo 8 comuni che vanno al voto in provincia di Treviso, i 4 che hai citato sopra i 15.000 abitanti, poi anche 4 comuni più piccoli, e devo dire che negli ultimi 5 anni siamo sempre riusciti a trovare la quadra. Certo, la quadra si fa tutti facendo mezzo passo indietro, cercando di vedere che il centrodestra vada unito anche per non disorientare gli elettori. Cercheremo di farlo dappertutto, il tempo stringe perché alla fine mancano spesso 2 mesi e mezzo alla presentazione delle liste, bisogna anche fare l'esame soprattutto di quelli che sono i programmi elettorali, perché poi dobbiamo ricordarci che la gente ci misura e ci valuta sui programmi elettorali. Con i programmi elettorali, persone che li interpretano al meglio, il candidato sindaco che in mezzo a tutto questo deve essere il punto di riferimento, deve essere soprattutto colui nel quale i cittadini si riconoscono. Dico sempre che le amministrative sono queste, cioè i cittadini vanno a votare per trovare una persona che li rappresenti, nella quale si identifichino. Convenite con me che il tempo stringe allora, perché fra poco non manca molto all'ufficializzazione delle liste. Mi consenta di chiederle un commento su quello che ho letto su alcuni giornali oggi, sul Gazzettino in particolare. Un gruppo nutrito di fuoriusciti da Forza Italia a Conegliano che dice se Chies ritira la sua candidatura noi torniamo in Forza Italia. Come commenta? Sì, parlavano più della segreteria provinciale che non della candidatura al sindaco. Comunque
Intanto di nutrito c'è poco in quel gruppo là e soprattutto sono persone che sono andate fuori dal partito. Noi abbiamo preso un indirizzo di ringiovanimento della classe dirigente, abbiamo oggi molti consiglieri comunali, assessori in provincia di Treviso molto giovani. Qui si parla di una frangia di Forza Italia che è una frangia che riguarda tempi passati. Ripeto, io credo fortemente nel rinnovamento, penso che i ragazzi abbiano dato un grandissimo spunto. Certo, quando punti sul rinnovamento devi aspettare il tempo della maturazione delle tue scelte. Io sono convinto che le scelte che sono state fatte sono giuste. Tra l'altro parliamo di persone che rilasciano dichiarazioni sempre in momenti abbastanza delicati, sono persone che tra l'altro hanno bussato tutto l'arco costituzionale per trovare un posto. Guardi, per noi le porte girevoli del partito in cui si esce, si entra, si va da un'altra parte, purtroppo li abbiamo vissuti in tempi che hanno affossato Forza Italia. Oggi riteniamo che la dignità, il fatto... Sei bloccato, vediamo se si... Eccolo qua. Eccoci. Il fatto di mantenere l'equilibrio, il fatto di avere una dignità, un rispetto per il proprio ruolo e un amore per il partito sia fondamentale se vogliamo ripartire. Poi ripartiremo dai giovani che stanno ben lavorando, dagli amministratori locali. Poi è ovvio che quando fai scelte scomode qualcuno rimanga magari un po' male delle scelte che fai, però ripeto, sono amministratori che hanno già fatto altre scelte in passato e non hanno fatto il bene del partito. Il suo giudizio definitivo da coordinatore provinciale di Forza Italia su chi ha lasciato, non solo qui in Veneto, ma insomma su Coraggio Italia? Sì, ma il mio commento è lo stesso che ho appena rilasciato adesso. Io sono entrato in Forza Italia, l'unica tessera che ho avuto, e anche in momenti in cui siamo stati in grandissima difficoltà ho sempre mantenuto fede agli impegni che mi sono preso. La vogliamo mantenere ancora. Il nuovo direttivo provinciale ha oltre 30 ragazzi di età più o meno varie, perché insomma non abbiamo solo ragazzi giovani, ci sono anche persone di esperienza. Tutte hanno sposato la linea di Forza Italia e ci crediamo fortemente, crediamo anche che nei prossimi mesi, nei prossimi anni vedremo i risultati. Tra l'altro la scelta di Berlusconi, di questa federazione, è un'altra scelta che va nella direzione di una lungimiranza incredibile. Oggi siamo divisi al governo perché Fratelli d'Italia è all'opposizione, ma sono amici con i quali abbiamo condiviso percorsi e ne condivideremo altri. Non vediamo l'ora di tornare alle elezioni anche a livello nazionale per ricompattare tutto il centrodestra e per dare finalmente a questo Paese il governo che sarà lo specchio di quello che la nazione vuole. La stessa cosa faremo nei comuni. Possamai, chiudiamo con lei. Nella sua Vicenza, nelle sue province di Vicenza, diciamo, sono meno altisonanti i nomi dei comuni al voto, ma sono comunque tanti e comunque è un territorio che va al voto. Poi comunque lei, in quanto consigliere regionale, ha uno spettro ampio della situazione anche in tutta la regione. Come si sta preparando il Partito Democratico? Sì, nel Vicentino votano 12 comuni, il più grande è Caldogno che fa poco più di 11.000 abitanti, per cui in realtà le vicende vicentine sono in larghissima maggioranza civiche, nel senso che si tratta di comuni piccoli. Però ecco, come Partito Democratico ci stiamo preparando in larga parte costruendo appunto alleanze civiche sul territorio. In alcuni casi faremo le primarie. Ricordo che il principale comune al voto è Chioggia, che fa 50.000 abitanti, quindi è una città importante. Anche su questo credo che già nei prossimi giorni saremo in grado di annunciare il candidato sindaco. C'è un lavoro in atto con tante forze civiche, oltre che con una parte della maggioranza uscente attualmente a Chioggia. Quindi ci stiamo lavorando e siamo in grado, penso, nei prossimi giorni di annunciare i sindaci in tutte le principali, candidati sindaci in tutte le principali realtà, in tanti casi appunto con un'attrazione civica, cioè con un'attrazione molto molto legata alle realtà locali. Quindi pochi giorni davvero, allora potremo anche conoscere i nomi dei vostri candidati. Grazie a Giacomo Possamai del Partito Democratico, grazie a Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, e a Fabio Chies di Forza Italia per essere stati con noi. Grazie davvero, buona giornata. Arrivederci. Grazie davvero. Allora mi lascia solo il tempo per ricordarvi un appuntamento importantissimo di domenica. Il gruppo Media Nord-Est, che come l'anno scorso segue per tutto il giorno dall'alba fino alle 10:30 della sera la giornata della festa di Sant'Antonio.
se l'anno scorso c'era davvero il momento particolare, data la pandemia, del santo, il simbolo del santo che dall'elicottero salutava il territorio, quest'anno c'è un altro appuntamento davvero storico, una reliquia che per la prima volta dalla Basilica della Salute di Venezia, dopo più di 300 anni, quasi 400, torna alla Basilica del Santo. Quindi un evento da non perdere che seguiremo come gruppo Media Nord-Est dalle 5:30 del mattino. Vediamo il servizio. È il frate Antonio che guarisce, quello riprodotto nello straordinario dipinto simbolo del Giugno Antoniano 2021, che ritrae il miracolo con cui il santo riattaccò il piede al padovano Lorenzo, quello che sarà portato quest'anno lungo le vie e le acque della regione che lo ospitò in vita e dove il 13 giugno 1231 lo colse sorella morte. Due straordinari pellegrinaggi delle reliquie di Antonio scandiranno il ritmo di una giornata di festa e rinascita in un momento ancora segnato dalla pandemia che le telecamere di Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, accompagneranno nelle vostre case, diventando strumento di quel miracolo che il mese di giugno ripete ogni anno, la gioiosa devozione in questo uomo santo vicino alla gente. La Basilica sarà aperta alle 5:30 del 13 giugno e con padre Oliviero Svanera, rettore e custode della memoria di Antonio, anche noi apriremo questo giorno di festa. In mattinata poi seguiremo la peregrinazio della Basilica della Salute a Venezia, da cui per la prima volta uscirà diretta al santo la reliquia dell'avambraccio di Antonio, lì custodita dal 1652. Accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia, la reliquia viaggerà lungo il Canal Grande e poi via terra per toccare luoghi simbolo, l'ospedale all'Angelo e quello di Dolo, per poi arrivare a Padova sul sagrato della Basilica. Qui la reliquia resterà per 7 giorni. Nel primo pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà per benedire luoghi altamente simbolici di Padova. Il comando delle forze operative Nord, il carcere, la Camera di Commercio, il Comune, per rientrare per la celebrazione eucaristica delle 17. Venezia unita a Padova dalla devozione in questo santo così amato dalla gente veneta e da tutto il mondo, in una solenne benedizione di salute che grazie ai frati e attraverso il lavoro degli uomini e delle donne del network Media Nord-Est potrà arrivare a quanti la desiderano. Una giornata di festa preceduta da una tappa del Giugno Antoniano, il concerto del pianista Giovanni Allevi dalla Basilica del Santo, trasmesso in diretta venerdì 11 a partire dalle 21 su Rete Veneta. Questi gli appuntamenti allora per Sant'Antonio, l'appuntamento invece con questa lunga edizione straordinaria iniziata alle 9:15 per raccontarvi questo viaggio del governatore Zaia lungo la linea elettrificata Conegliano Belluno e poi a Belluno termina qui. Il prossimo appuntamento alle 18:30 il telegiornale del Veneto e poi a seguire alle 19 Venezia e come sempre alle 19:30 Treviso. Arrivederci.